Stampa, lunedì 6 maggio. Come al solito le agenzie in prima dei quotidiani. L'Ansa.it apre con Gaza. Hamas propone una tregua, parla di tregua in atto, Israele conferma. L'esercito israeliano ha annunciato il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane a partire dalle ore 7, le 6 in Italia. Stop a lanci di razzi e raid aerei. Sulla striscia cala il silenzio all'inizio del Ramadan. E poi il Movimento 5 Stelle, Salvini cacci Siri, la replica tappatevi la bocca. Ancora stallo nel governo a fondo del Movimento 5 Stelle verso Salvini, al quale il Movimento 5 Stelle chiede di tirare fuori le palle. Ultimatum del Carroccio, la mia parola è una, dice Salvini, questo governo va avanti 5 anni, basta che la smettano di chiacchierare. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato per mercoledì. E poi ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, a Mosca, terra aereo in fiamme, almeno 41 morti. Il velivolo ha preso fuoco e ha compiuto un atterraggio d'emergenza nell'aeroporto moscovita di Sheremetyevo. I superstiti tra i 78 passeggeri a bordo sono stati evacuati. L'incendio è stato domato. Napoli-Cagliari finisce 2-1, ira dei sardi, la VAR una barzelletta. Con questa vittoria i partenopei sono aritmeticamente al secondo posto, qualificati per la Champions League. Poi c'è l'inverno, neve e freddo, un morto e un disperso, auto cade nel Mincio, un disperso, e turista muore mentre fa kitesurf. 5 persone finite con la loro auto nel fiume nei pressi di Pozzolo, 4 salvi. Il treno per Milano delle 8:40 ha urtato un albero caduto sui binari, nessuna conseguenza per i passeggeri, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. E poi a Napoli centinaia sul luogo dell'agguato, Forza Noemi in piazza contro la camorra dopo la sparatoria dei giorni scorsi in cui è rimasta gravemente ferita la bimba. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA sulla prima pagina dell'agenzia ANSA, la mano destra di Leonardo paralizzata da una lesione, non da un ictus come si credeva, lo indica uno studio italiano. Ormai Leonardo entra anche nella colazione al bar per il 500° dalla morte. La dnkronos.com, vediamo l'apertura. In primo piano la politica, rissa continua, insulti e minacce tra vice premier, ultimatum di Salvini, tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso, ma Di Maio dice su Siri non mollo per coerenza. E poi ancora in primo piano l'affondo su Fazio, lo vedremo, inteso come il conduttore televisivo, e il coraggio di Antonio Piccirillo, figlio del boss di Camorra Rosario Piccirillo, era presente alla manifestazione Disarmiamo Napoli, il figlio del boss contro la Camorra. Poi Stati Uniti-Cina, i dazi in aumento. Da venerdì, dice Trump, su 200 miliardi di prodotti cinesi i dazi saliranno dal 10 al 25%. E poi ancora il caso Regeni, la svolta, super testimone rivela la conversazione di uno dei funzionari del servizio segreto egiziano. Credevamo fosse una spia inglese, lo abbiamo preso noi. Vediamo anche l'agenzia Agi.it. In apertura c'è sempre il governo, il caso Siri, si avvicina il momento della verità. Mercoledì in Consiglio dei Ministri Conte dovrebbe proporre la revoca della nomina del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Che farà la Lega? E poi cosa sappiamo sul presunto sequestro di 9 pescherecci nelle acque libiche? E mai più bambini abbandonati in macchina. La legge c'è, ma manca il decreto attuativo. Questi i temi delle principali agenzie di stampa. Come al solito diamo un'occhiata anche alle pagine Facebook di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Salvini scrive e mette in primo piano, anzi, un post di 2 giorni fa sulla castrazione chimica. Il 58% degli italiani è favorevole, quasi il 60%. Una legge di civiltà, commenta Salvini, presente in molti paesi. Oggi e domani la Lega raccoglie le firme nelle piazze di tutta Italia. Ieri e l'altro ieri il Parlamento non potrà più far finta di nulla. Poi Montecatini Terme. E poi ancora domani Matteo Salvini sarà a Pavia, mentre oggi alle ore 12 è ad Avellino e poi a Salerno in Campania, a Foligno l'altro giorno. Insomma, continua il tour per tutta Italia di Matteo Salvini. Dopo il 26 maggio anche a Modena dovremo tutelare i compagni come i panda. I compagni dicono meno canne, più uovo sbattuto della nonna, scrive Salvini da Latina e da altrove, come potete vedere scorrendo la sua pagina Facebook. 29 minuti da Latina.
nel Lazio appunto, e poi Toscani che insulta ancora gli immigrati meglio di quei coglioni degli italiani. E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, prendi la mira e spara a Salvini a Bologna, a Torino Salvini appeso. Mi pare che questi delinquenti stiano esagerando, so che ho il vostro sostegno di milioni di italiani e vado avanti. Grazie per tutti i messaggi di solidarietà. Poi la lotta alla droga, emergenza nazionale, lo dico anche a qualche amico 5 Stelle che vorrebbe lo Stato spacciatore, legalizzazioni e liberalizzazioni. A prescindere da quantità e qualità, gli spacciatori devono andare in galera subito, scrive sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini. Luigi Di Maio, la sua intervista non è l'Arena, sono un'ora e qualcosa, da Giletti, la ripropone in primo piano sulla sua pagina Facebook e poi a mezz'ora in più l'altra intervista. Sono i due post di apertura della pagina di Maio, le due interviste domenicali, e poi sempre dalla pagina di Di Maio le storie del reddito di cittadinanza. Una famiglia che riprende a mandare il figlio dal dentista, inizia a variare l'alimentazione inserendo carne e pesce nel carrello della spesa. Un single che smette di contare gli spiccioli prima di entrare al supermercato. Sono le storie del reddito di cittadinanza messe in primo piano da Luigi Di Maio. Noi invece andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre il titolo principale con Gaza e Israele. Ore di battaglia, l'escalation di violenza tra Israele e Gaza non si ferma, restano inascoltati gli appelli della comunità internazionale e i tentativi di mediazione. Per tutta la giornata di ieri sono continuati i lanci di razzi di Hamas nelle zone israeliane attorno alla striscia di Gaza e i bombardamenti israeliani su Gaza. Il bilancio: 4 israeliani uccisi, 17 i palestinesi, tra questi anche, secondo l'intelligence, l'uomo di collegamento con l'Iran, scrive il Corriere della Sera in primo piano sul titolo, sull'argomento di apertura. E intanto l'altro argomento invece è dedicato al governo, il governo nel caos. Insulti tra gli alleati. Salvini dice tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso. La Lega boicotta il programma di Fazio. Nessuno di voi va finché non si riduce lo stipendio. Che i rapporti tra 5 Stelle e Lega siano tesi si sa, complice l'avvicinarsi delle elezioni europee 26 maggio, ma le polemiche all'interno della maggioranza si sono alzate ulteriormente. Sono arrivati gli insulti, scrive il Corriere in prima pagina. Anticipazione di un Consiglio dei Ministri sul caso Siri che si preannuncia non facile per il Premier Conte. I pentastellati accusano Salvini di non avere coraggio. Le parole sono un po' ruvide, tiri fuori le palle, che replica Salvini tappatevi la bocca, e la Lega boicotta il programma di Fazio. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, tempeste e neve, a maggio come in inverno, almeno ieri, quando neve anche a bassa quota e raffiche di vento hanno spazzato l'Italia da nord a sud. Morto un surfista a Marsala, disperso un pescatore sul Mincio, bufera sul lago di Garda. E ancora in primo piano a Napoli, Antonio Piccirillo, figlio di un camorrista, ieri mattina ha partecipato alla mobilitazione civile contro la criminalità. Napoli contro la camorra, in piazza anche il figlio di un malavitoso. Amo mio padre ma non lo stimo. Dai nostri genitori una vita impossibile. E intanto spunta il video del killer che spara al pregiudicato e ferisce la bimba Noemi di 3 anni. Il vignettista del Corriere della Sera ha scoperto che si è aperta la portiera ed è caduto giù l'Armando, una canzone di Iannacci. Dopodiché abbiamo l'intervista al procuratore, il vignettista naturalmente Giannelli, le cui vignette sono straordinarie, tutti i giorni fanno morire da ridere e lo pagano. Il Corriere della Sera mette in prima pagina anche l'intervista di Giovanni Bianconi al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Mercoledì lascia l'incarico. I politici usano le inchieste, dice Pignatone, noi poi lo sentiremo, abbiamo quel famoso gingolino dove lui spiega invece come i magistrati usano le inchieste, che è interessante, non i politici che usano le inchieste ma come i magistrati le usano. La politica, quel passaggio che abbiamo mandato spesso in radio dove si spiega cosa succede, diciamo, quando i politici, quando i magistrati usano le inchieste. La politica invece usa le inchieste, dice il procuratore di Roma. La politica affida ai giudici i problemi etici che non risolve. L'Italia è un paese in cui si usano le indagini per delegittimare gli avversari, dice il procuratore Pignatone. Ciumbia
dicono a Milano leggendo il Corriere della Sera. Mizzega, dicono in Sicilia leggendo il Corriere della Sera o altri quotidiani, locali o non locali. Mizzica, no, leggendo il Corriere di oggi perché l'intervista è qua, e Pignatone è siculo. Mentre il Corriere della Sera mette in primo piano anche la acuta riflessione di Paolo Mieli sui 5 Stelle travestiti da sinistra, voto e strategie. Mieli ce la spiega lunga, diciamo così, anzi ce la dice lunga, e oltre che saperla lunga, ce la comunica lunga, travestirsi da sinistra, i 5 Stelle e la campagna elettorale. Se il Movimento 5 Stelle non sarà scavalcato dal PD, potrà proseguire la sua strada con la Lega, felice per essersi salvato dal tracollo. Si dipingono di sinistra, si beccano un po' di voti e continuano a governare coi fascistoni della Lega. Hai capito che furbacchioni che sono questi qua tutti? Mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo al Tempo di Roma. È maggio ma si gela. Sarà felice la piccola Greta, quella simpatica ragazza svedese che ci insegna che il mondo va preservato. Neve, freddo, mareggiate, bufere di vento. Tutta Italia in ginocchio. Il dogma del riscaldamento globale smentito dal meteo. Cosa dicono gli allarmisti? Fulmine sulla cattedrale, chiuso il Duomo a Vigevano, treno contro un albero a Mantova, un vigile ferito investito da un tronco a Novara durante un intervento per gli alberi. Neve, neve, neve dappertutto, anche sopra i 600 metri. L'esperta, la climatologa Franca Mangianti, il cui sguardo penetrante ci trafigge da pagina 3 del Tempo di Roma. Niente di nuovo, basta con le climastar, tipo la piccola Greta. Il fenomeno non è inusuale, la differenza col passato è che oggi col catastrofismo si fanno tanti bei soldi, dice la climatologa. Soldi, dice proprio così, come Mahmood, quello che ha vinto a Sanremo. Soldi, soldi, soldi. Tanto rumore per nulla, dietro la piccola svedese un'industria dell'esagerazione, dice la climatologa, la dottoressa Franca Mangianti, che è presidente dell'associazione Bernacca e Unimet, per 40 anni responsabile dell'osservatorio di Roma Collegio Romano dal 70 al 2010. Intervistata dal Tempo di Roma. Il Tempo si occupa anche di un altro fatto politico, ecco chi ci guadagna dalle autonomie. Il Movimento 5 Stelle teme che i costi standard assegnino più risorse al nord e spunta la clausola salvaconti. La ministra Lezzi attacca la Lega e chiede il rinvio. Entro mercoledì un incontro tra Stefani e Conte, Stefani, il ministro delle autonomie, appunto, e Conte per trovare un'intesa. Le fibrillazioni sul caso Siri non aiutano a trovare un accordo, ma il Tempo poi si occupa anche dell'OPA, offerta pubblica di acquisto di Salvini sulla Toscana. Il risultato delle urne è decisivo per capire se il Carroccio può vincere le regionali nel 2020. Della cronaca locale ci occuperemo dopo. Per quanto concerne principalmente Milano e la Lombardia, si va al voto anche a Milano e in Lombardia. Nei comuni oltre 3 milioni al voto. La sinistra difende i suoi baluardi, scrive il quotidiano di Via Solferino, cioè il Corriere della Sera, e poi abbiamo tutto un diluvio di maltempo e di notizie sul maltempo dalle cronache locali, poi vedremo meglio, mentre vediamo anche la prima pagina di Repubblica. Noemi 4 anni, Napoli in piazza per lei, la città sfida i boss sul luogo dell'ultimo agguato, la bimba è sempre grave. E poi subito sotto, come il cavolo a merenda, caso Siri, nello stesso titolo, 600.000 euro sospetti da San Marino per la palazzina della figlia. Il processo di Mimmo Lucano e quello del suo giudice, 2 pagine vi dedica Repubblica. L'ex sindaco di Riace dice sono umiliato e sfinito, e il procuratore dice di non dormire la notte per seguire questo processo. Mimmo Lucano dice che si sente umiliato e sfinito perché ogni notte il suo giudice lo tiene sveglio e più volte ci confessa che vorrebbe dedicare proprio a lui, al procuratore di Locri, un gesto estremamente estremo, con l'acceso furore della verità. Ciumbia che prosa. Pochi chilometri più in là, il giudice Luigi D'Alessio dice che la notte lo tiene sveglio la paura che questo suo processo non sia più a Lucano, ma un'idea di accoglienza che è anche la mia, dice il giudice. Quindi io la penso come Lucano, dice il giudice, sui migranti. Come faccio a giudicare uno se la penso come lui? Dove l'Italia processa se stessa. L'11 giugno Mimmo Lucano si troverà in aula di fronte al procuratore D'Alessio. Lo convincerò che sono innocente, dice, e l'altro, il procuratore, dice la sua idea di accoglienza è anche la mia, ma vado avanti. L'ex sindaco, amico dei migranti, e il magistrato di sinistra che lo ha fatto arrestare. Un giudizio
che come quelli a Don Milani, Pasolini e Tortora dividerà il paese, scrive Repubblica. Sempre da Repubblica l'appello all'altro ministro, quello dell'istruzione, da parte di Ezio Mauro: noi diventati cittadini per merito della storia. L'appello al ministro per l'insegnamento della storia nelle scuole è un altro dei topoi degli ultimi giorni, dei luoghi comuni degli ultimi giorni, le firme per salvaguardare la storia, che hanno scoperto che è importante la storia. Studiare la storia è molto importante. La raccolta di firme sotto il manifesto promosso da Giardina, Segre e Camilleri prosegue. Si è rivelata un successo inatteso. Godono con poco questi delle elite, dimostra l'attaccamento a una disciplina che ci aiuta a capire il nostro ruolo nel mondo. Il manifesto La storia è un bene comune è stato lanciato dallo storico Andrea Giardina, dalla senatrice a vita Liliana Segre e dallo scrittore Andrea Camilleri su Repubblica. Il 26 aprile da oggi si può firmare sul sito. Dopo aver superato quota 1000, la raccolta di firme all'appello La storia è un bene comune prosegue da oggi sul sito repubblica.it, perché il pessimo governo vuole eliminare la storia dalle materie di insegnamento, eliminano l'insegnamento della storia. Per quanto riguarda invece il buon Siri, l'ottimo Siri, c'è un articolo a pagina 6 su Repubblica a proposito di soldi da San Marino e riciclaggio, le nuove ombre sul sottosegretario Siri. A proposito di parte di quel genere, io non trovo più un foglio, vabbè, lo troverò. Soldi da San Marino e riciclaggio, dicevamo, le nuove ombre sul sottosegretario. Sospetti sull'acquisto di una palazzina da 600.000 euro finanziata da una banca del piccolo Stato, la segnalazione del notaio della compravendita, la replica. Tutto regolare, io querelo, dice Siri, appunto. Mentre lasciamo Repubblica, andiamo al primo piano della Stampa. Kurz, l'Italia mette a rischio l'Unione Europea. Non è il colonnello Kurz, ma è il cancelliere Kurz, il cancelliere austriaco intervistato dalla Stampa. Irresponsabile l'Italia sul debito, non dovete diventare un'altra Grecia. Ordine, regole, sanzioni, riformare l'Unione Europea, risvegliare il malato dalla crisi. Ci sono troppe poche sanzioni nell'Unione Europea, ad esempio contro chi sfora le regole del debito, lascia passare migranti irregolari da uno Stato all'altro. Si riferisce all'Italia il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Mauthausen per le celebrazioni del 5 maggio, giorno della liberazione del campo di sterminio austriaco e di ricordo delle vittime del nazionalsocialismo. Tour de force quello del cancelliere austriaco tra appuntamenti interni e campagna elettorale europea. Il 32enne, che ambisce al ruolo di leader dei nuovi equilibri dell'Europa, spiega in un'intervista alla Stampa che il voto alle porte è la grande occasione per mandare in soffitta il Trattato di Lisbona e aggiornare le regole dell'Unione, piegata dalla crisi, dalle divisioni, dal caos a destra e a sinistra. Dunque, se il gioco dei 27 Stati Uniti in qualche modo si è rotto, si riscrivano le istruzioni. In primo piano poi abbiamo un retroscena che fa parlare Giancarlo Giorgetti, Lega. Dovevamo rompere sul TAV, sulla questione dell'alta velocità, lo sfogo di Giorgetti che confida, retroscena della Stampa, per cui uno può dire l'ho detto ma forse non è vero. Lo sfogo di Giorgetti, lo scontro sulla TAV era una buona occasione per rompere. Il sottosegretario confida, se vogliamo la crisi dobbiamo trovare un motivo sull'economia. Il problema non è avere un sottosegretario in meno, ma il rischio di tirare a campare. Salvini dice: mi dicono tira fuori le palle, tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso. E poi da Report stasera sulla Rai 3, focus su un sospetto riciclaggio nell'acquisto di un immobile di Siri, un immobile acquistato con operazione segnalata come sospetta di riciclaggio all'Unione di Informazioni Finanziarie di Banca Italia, l'unità, l'UIF di Banca Italia, dal notaio che ha redatto il rogito. Al centro della compravendita il sottosegretario Siri, che a gennaio acquista a Bresso, Milano, per 585.000 euro una palazzina intestata alla figlia. Il denaro arriva da un mutuo acceso presso una banca di San Marino. La vicenda è ricostruita in un'inchiesta che Report manderà in onda stasera. Non c'è alcuna irregolarità, spiega Siri. Se il servizio è diffamatorio sono pronto a querelare. Su Siri c'è l'intervista della Stampa anche al vice ministro Edoardo Rixi alle infrastrutture della Lega. Su Siri il metodo è sbagliato, ma il punto è: senza autonomia per noi il governo cadrà. Di fronte a certe loro decisioni, atteggiamenti e dichiarazioni, mi sembra che i grillini ormai siano appannati. Su Siri si è dimostrata la scarsa volontà di dialogo da parte dei 5 Stelle. Sullo sblocca cantieri servono modifiche per non rallentare o addirittura bloccare le opere.
Torniamo alla prima pagina della Stampa, però, con il volto nuovo del calcio italiano. Sara Gama, 30 anni, difensore e capitana della Juve e della nazionale. La capitana della nazionale femminile dice: il paese è migliore se multietnico. Poi abbiamo a centropagina la caccia agli hacker russi nella sala operativa degli Stati Uniti. Ogni volta che si vota arrivano gli hacker russi che entrano nel tuo cervello, guidano la tua mano e ti fanno votare come che cacchio vogliono loro, cioè male. Da Brexit all'Europa, il faro della Silicon Valley, atterrando a San José, California, risalta la grande insegna che recita: benvenuti nell'aeroporto di Silicon Valley, ci racconta Francesco Semprini. Ma va là, tra i guardiani della democrazia a caccia di hacker nella Silicon Valley. Auguri. I pirati usano tattiche militari con attacchi su perimetri secondari per permettere ad altri di colpire l'obiettivo principale. L'azienda leader della cybersicurezza ha più di 4.000 clienti in 67 nazioni, è diventata la quinta dimensione bellica. Sotto osservazione un gruppo russo molto attivo chiamato APT 28. Così la Stampa in prima pagina. Mentre la chiesa di Francesco è minacciata dai veggenti, ci racconta ancora la Stampa con l'inchiesta di Domenico Agasso Junior a pagina 14 sui veggenti, i guru, la sfida dei guru al Papa. È un boom di santoni cristiani, 60.000 seguono i veggenti. Mistici e guaritori fanno concorrenza alla Chiesa, organizzando pellegrinaggi e gruppi sui social. Tra eresie anticattoliche e richieste di riconoscimento in Italia sono centinaia i nuovi santuari. Al santuario calabrese in onore di Natuzza, migliaia di fedeli sono in cerca di illuminazione. Infine c'è la balena più antica del mondo, chiusa in una cassa. Ne parla Nicola Pinna da Matera. Comune contro soprintendenza e guerra burocratica sulla balena giuliana. Gli studiosi chiedono di esporla. Inaccessibili i più antichi fossili di cetaceo al mondo. Nel 2006 un contadino si imbatté nei resti del mammifero, una cosa estremamente interessante. Mentre il quotidiano nazionale, Il Giorno, Nazione, Resto del Carlino, apre con Salvini che dà l'ultimo avviso a Di Maio sul caso Siri, ma poi anche con il freddo, gelo artico tardivo come nel 1957, bufera e mareggiate in mezza Italia, tanta neve su Alpi e Appennini. Mentre il Papa a Sofia dice: aprite le porte ai migranti, dice il Papa Francesco, non chiudete le porte ai migranti nel viaggio in Bulgaria, oggi sarà il campo profughi. C'è un nuovo inverno demografico in Europa, dice il pontefice romano. Poi abbiamo due notizie di cronaca dalla Lombardia. Il Giorno, Golferenzo, Borgo Record, più occupati che abitanti. Nel Pavese, in questo comune, c'è un tasso di impiego del 112%, che non è niente male. Oltre poi il paese record, qui anche gli anziani tornano al lavoro, più occupati che abitanti. In quali comuni lombardi c'è più occupazione? Chi pensa ai grandi centri si sbaglia. Sono i piccoli comuni a farla da padrone, i paesini dove fino a 15-20 anni fa si andava via appena possibile. La sensazione di un ritorno al piccolo è diffusa, ma ora è certezza. Ai piedi del podio c'è Limone sul Garda, col 93,4% di occupati. Al secondo posto Moccastorna, 68 abitanti nell'Odigiano, 100%. Per il primo posto Golferenzo nel Pavese. I residenti sono 197, gli occupati sono 112. Anche molti ultra 65 anni lavorano ancora. Molte risposte alla domanda come mai? E il reportage ha un suo interesse. Mentre a Padenghe il giallo degli assegni perduti al comune del Bresciano, chiusi in cassaforte nel 2007, valevano 160.000 euro, il comune li dimentica. Sotto accusa 7 persone, 2 assegni da 160.000 euro a favore del comune emessi nel 2007, dimenticati nella cassaforte del municipio per 8 anni, ritrovati per caso troppo tardi, quando incassarli è problematico, la società che li ha staccati è fallita. Vediamo anche la prima pagina della Verità. Saltano per aria 31 aziende al giorno, scrive Alessandro Rico, e ingrassano le tasche di chi le affossa. La recessione ha cancellato 125.000 imprese e un fatturato annuo di 120 miliardi, ma per certi commercialisti, avvocati e curatori i crack aziendali, i fallimenti sono un ghiotto giro di parcelle e di aste giudiziarie. L'ultima riforma
peggiora le cose, scrive La Verità. Le pagine 4 e 5 c'è l'inchiesta approfondita sugli avvoltoi del fallimento. Ogni giorno saltano 31 aziende e c'è il business di chi le affossa. La recessione ha cancellato 125.000 imprese italiane, ma per alcuni, avvocati, esperti di fisco, curatori e banche, le chiusure sono un ghiotto giro d'affari tra ricche parcelle e aste giudiziarie, e l'ultima riforma può peggiorare le cose. L'attività di padre e figlio rovinata da un concordato mancato, il giovane che lascia il paese va a coordinare i lavori del nuovo stadio del Tottenham. L'ex televenditore di vini di Franciacorta che dice aveva un'ipoteca su un immobile con Monte Paschi Siena, l'istituto l'ha venduto e ha incassato più di quello che era il mio debito. C'è anche il pezzo di Fabio Amendolara con lo scambio di favori, pilotano le sentenze. Da Napoli a Palermo, da Piacenza ad Aversa, magistrati si sono lasciati corteggiare da professionisti. In ballo ci sono pronunce favorevoli, incarichi e consulenze. L'ingranaggio della giustizia fallimentare è inceppato, è intervenuto anche il CSM. Gli avvoltoi dei fallimenti. L'inchiesta è molto interessante, le pagine 4 e 5 della Verità. L'altro titolo, a centropagina, Ultra del Velo e un jihadista al lavoro sui bus francesi che si sono presi la Toscana. Un autista della RATP, società francese che gestisce il trasporto in Toscana, non fa salire una ragazza per la minigonna. Un altro era terrorista del Bataclan. Ora la ditta opera da noi. La francese RATP, che gestirà i bus in Toscana, in patria ha problemi di radicalizzazione islamica fra gli autisti. Uno ha rifiutato di far salire una ragazza in minigonna, l'altro era uno dei terroristi del Bataclan. E ancora dalla prima pagina della Verità, cari LGBT, imparate dai medioevali, scrive Francesco Borgonovo, a rispettare la libertà altrui. Ieri in diverse città d'Italia la festa delle famiglie arcobaleno. A differenza di quanto è successo a Verona contro il congresso pro vita, nessuno è sceso in piazza a protestare, a tentare di fermare le manifestazioni. La morale, la lobby LGBT ha molto da imparare sulla libertà di parola dai presunti oscurantisti medioevali, scrive La Verità. Le interviste del lunedì della Verità. Riccardo Fraccaro, 5 Stelle, serve una scure modello Trump, uno shock fiscale, e poi Massimiliano Fedriga, intervistato da Federico Novella, il governo va avanti se quelli del Movimento 5 Stelle non dicono no a tutto. L'unico modo per tenere insieme la maggioranza è pensare al programma. Ma se qualcuno gioca a fare il Fini, inteso come Fini, ve lo ricordate, quello là che fu presidente della Camera, leader di Alleanza Nazionale? I grillini sono obbligati a portare l'autonomia in Parlamento. L'intesa col PPE, proviamoci. Migranti all'anagrafe, basta giudici legislatori. Per quanto riguarda invece Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti col Parlamento e la democrazia diretta, intervistato da Daniele Capezzone, ci serve una cura alla Trump, un grande shock fiscale e deficit. In un'Italia piena di corruzione il caso Siri sarà d'esempio, ma la questione finisce qui. Democrazia diretta sì, ma con tempi molto lunghi per poter meditare. Prima delle elezioni è naturale puntare sui contrasti, ma intanto attuiamo il contratto di governo. Dopo il voto, il Movimento 5 Stelle non ha un piano B. Questi sono i temi di prima pagina della Verità, con l'articolo di Maurizio Belpietro, il direttore, sul Salone del Libro. Senza un nemico i Raimo e compagnia bella non sono nulla. Christian Raimo, ne ignoravo l'esistenza fino a un paio d'anni fa. Conducevo su Rete 4 dalla vostra parte una trasmissione sui temi di sicurezza, immigrazione, lavoro, casa, eccetera. E a un certo punto ho conosciuto questo Christian Raimo, professione scrittore, un tipo, mi dicevano, brillante, non so in cosa consistesse la brillantezza, ma ricordo cosa fece il cosiddetto scrittore. All'improvviso, con premeditazione, tirò fuori un cartello, lo invitano ospite in una trasmissione di Belpietro, tira fuori un cartello con una scritta: non ci avete un altro servizio sui negri cattivi. Era evidente che la frase non c'entrava nulla con ciò di cui stavamo discutendo in studio, ma a Raimo questo non importava. Lui non era venuto per discutere, ma per sostenere una tesi, per partecipare a un dibattito. Lui era lì solo per farsi notare. Infatti, poco dopo se ne andò. Lo scopo lo aveva raggiunto. Il video in cui mostra il cartello lo si ritrova ancora su YouTube. È una delle poche cose che risultano nel suo curriculum. Libri e articoli non hanno grande rilevanza quando si parla di lui. Da qualche giorno Raimo ha escogitato un altro metodo per riuscire ad apparire sui giornali. Essendo finito nel comitato organizzatore del Salone del Libro di Torino,
se l'è presa con un volume di Chiara Giannini, giornalista, autrice di un libro con 100 domande al leader della Lega. Qual è il torto della collega? Aver scritto il libro Io sono Salvini, intervista allo Specchio, con una mia prefazione, scrive Belpietro, e averlo editato con un editore vicino a Casa Pound, organizzazione di destra. È bastato evocare il movimento di Casa Pound e Raimo ha preso la palla al balzo per attirare l'attenzione su di sé. Soccorso rosso in difesa di Raimo, boicottaggio per il Salone del Libro, lo scrittore satirico Sgargabonzi straccia l'invito su Facebook, il collettivo Wuming annulla il suo evento per protestare contro la presenza nello stand della casa editrice Altaforte. Non stiamo accanto ai neri, ai fascisti. Con questo lasciamo la prima pagina della Verità, anzi no, c'è l'intervista di Telese, Luca Telese a Filippo Daverio, che si candida alle europee con più Europa di Emma Bonino. Mi candido per Strasburgo, ma vi chiedo di votarmi soltanto se siete illuminati. Basta con questa Unione Europea di burocrati e stati, dobbiamo creare l'Europa delle regioni. Va superato un problema, l'egemonia dei tedeschi che soffrono della sindrome di inferiorità del barbaro. Di Juncker penso il peggio possibile. Il rappresentante di un paese con nemmeno 100 anni di storia non ha nulla da insegnare a Catalogna e Grecia. Ma la verità la lasciamo per andare al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre su Siri, l'ultimo mistero. Acquista palazzo con soldi da San Marino. Stasera a Report la casa da 1000 metri quadri a Bresso, Milano, intestata alla figlia. Il giallo del mutuo da 585.000 euro senza garanzie per una palazzina comprata a gennaio di 2 piani con 7 appartamenti, negozio, laboratorio e cantine. La provenienza dall'ex paradiso fiscale con tasse agevolate induce il notaio a segnalare un sospetto riciclaggio all'unità di informazione finanziaria, l'UIF di Banca d'Italia. Gli altri titoli: agenti e politici e 007, i PM di Roma sanno chi ha ucciso Regeni, i nomi nella rogatoria inviata al Cairo dalla procura, e poi l'embargo di Trump che strangola l'Iran e favorisce i radicali. Petrolio, inchiesta Mediapart sullo scontro tra Stati Uniti e Iran. Ancora in primo piano sul Fatto di oggi, una indagine sui complottisti, i seguaci della terra piatta, in Italia migliaia di adepti. Domenica prossima si riuniranno a Palermo i seguaci del disco terrestre che vogliono svelare il grande bluff del globo, nonostante dal VI secolo a.C. si sappia che il nostro pianeta è tondo, mentre oggi Totò al posto della Fontana di Trevi venderebbe i treni volanti, guadagni facili ma con rischio. Anche in Italia arriva Skyway, società con testa in Bielorussia, cassaforte ai Caraibi, che promette lauti guadagni e che finanzia il trasporto del futuro. Il Fatto ha partecipato ai meeting promozionali di questa società che vende i treni volanti. Il Giornale invece apre la sua prima pagina con la truffa dei politici in rete. Sono falsi 7 follower su 10. I 5 Stelle spiccano per profili farlocchi. Record per Grillo e Renzi. Di Maio e Salvini oltre il 60% di fake, di falsi. Ecco come fanno. La truffa mediatica dei big: sono falsi 7 fan su 10, primato del Movimento 5 Stelle che è il partito fake. Il sito Spark Toro è in grado di monitorare il web. Più della metà dei seguaci dei grillini sui social sono soltanto dei robot. Tutti i leader di primo piano hanno finti ammiratori, record di Grillo. Berlusconi e Tajani, guarda un po' il caso, hanno i tifosi più autentici. E questa è l'inchiesta di Domenico Di Sanzo, la politica con il trucco. La percentuale di finti seguaci, diciamo così, è 71,7% per Grillo, 69% per Matteo Renzi, 69% per Zingaretti, 64,8% per Giorgia Meloni, 63% per Luigi Di Maio, 60% per Matteo Salvini. Quindi bisogna tirar giù del 60% i seguaci, per esempio, di Salvini. La politica col trucco, scrive Domenico Di Sanzo, in un'epoca in cui la presenza sui social network è fondamentale per dettare l'agenda, è partita la corsa tra i leader a chi si accaparra più followers, i seguaci, sulle varie piattaforme, da Facebook a Twitter a Instagram. Gli schieramenti sono coinvolti nella gara tutti, gara che come ogni competizione è soggetta ad alterazioni, come il fenomeno dei fake followers, cioè gli account sospettati di non essere autentici, che si trovano spulciando in particolare i profili Twitter degli esponenti politici, primi fra tutti quelli del Movimento 5 Stelle.
Nonostante ciò che diceva Casaleggio nel lontano maggio 2012, che la rete è una conversazione tra persone che possono verificare le informazioni, discutere tra di loro e sta trasformando il modo di fare comunicazione, la rete è politica allo stato puro, Casaleggio diceva così, ma tutto ciò ha poco a che fare col fenomeno dei finti followers, i fake followers. Si tratta di bot, account spam o persone che non sono attive sui social da molto tempo. Parliamo di software anche in grado di gestire degli account come fossero esseri umani. Bot è l'abbreviazione di robot. Quindi sono in grado di retweetare, produrre contenuti, mettere cuori, il mi piace di Facebook, a ciò che pubblicano altri utenti. Ci sono poi account dediti alle varie attività di spam, ovvero messaggi da inviare indesiderati, pubblicazione di link dannosi, pubblicazione ripetuta di messaggi su argomenti di tendenza solo per attirare l'attenzione. Infine l'esatto opposto della partecipazione, gli utenti che sono iscritti ai social network ma non sono attivi. Utilizzando il sito Spark Toro, strumento in grado di monitorare i fake followers su Twitter, si scopre che le web star del Movimento 5 Stelle sono seguite da moltissimi fan sospetti, a partire dal garante Beppe Grillo, che conta il 71% di followers finti, scrive il giornale. Sempre dal giornale, poi in prima pagina, oggi Matteo Salvini in visita a Pietrelcina, guerra santa con Conte, Salvini gli scippa Padre Pio, niente meno. E poi a proposito di Salvini e 5 Stelle, sulla questione morale il Movimento 5 Stelle non fa passi indietro, la Lega tiri fuori le palle su Siri per farlo dimettere. Così i grillini rubano anche lo stile linguistico all'alleato rivale e sparano su Matteo Salvini, che rilancia: a chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate, smettete di minacciare il prossimo, è l'ultimo avviso, dice Salvini. In primo piano sul giornale poi la balena chiusa fra i sassi, un fossile da Guinness che giace in un deposito a Matera, lo abbiamo visto prima la questione in primo piano anche sulla Stampa di Torino, e di questo si occupa sul giornale Nino Materi per problemi burocratici. Questo straordinario fossile è rimasto là, Giuliana si chiama, la balena preistorica abbandonata tra i sassi, i suoi resti giacciono nel deposito del museo di Matera. Mentre ancora in primo piano sul giornale il calcio, una Atalanta inarrestabile, Lazio battuta 3-1, la dea guerriera bergamasca va verso l'Europa. E infine Fiamma Nirenstein si occupa di Israele che si difende dai razzi di Hamas, se ne è accorta perfino l'Unione Europea, scrive Nirenstein. Da Gaza oltre 600 missili, Israele risponde coi raid, ucciso un capo di Hamas, 4 le vittime israeliane, 21 nella striscia. L'Unione Europea per la prima volta non condanna Tel Aviv. Netanyahu sposta le truppe sul confine, a sera voci su un cessate il fuoco, che è peraltro l'argomento di apertura di prima pagina, come abbiamo visto prima, dell'Ansa di stamani, la notizia di oggi, ovvero la conferma anche da parte di Israele del cessate il fuoco, della tregua per meglio dire in atto, il ritorno alla normalità nelle retrovie israeliane, ha annunciato l'esercito israeliano a partire dalle 6 stamani in Italia. Intanto lasciamo anche la prima pagina del giornale. Su cronaca milanese da registrare il Ramadan nella Milano dei Niqab, via al mese sacro, per la città si vedono sempre più donne velate. A dire la verità è vero, abbastanza, insomma dallo zero quasi assoluto qualcuno se ne vede in giro sempre di più, anzi è il primo giorno di Ramadan nella Milano musulmana, Milano dei centri informali come li chiama la sinistra, mentre la regione li considera centri di culto abusivi per la sua legge. I niqab sono ovunque, anche in un centro commerciale di periferia, è la foto che pubblica il giornale, capita di incontrare questi mortificanti veli integrali. Il problema non è il velo in sé, dice Marian Ismail, antropologa italo-somola che continua la sua battaglia per le donne musulmane. Il problema non ci sarebbe se le nostre donne fossero libere, ma invece c'è discriminazione e costrizione. Nessuna di noi può andare a capo scoperto in paesi teocratici, Iran, Afghanistan, Somalia, la mia Somalia. Su questo dramma pesa l'equivoco della sinistra e delle femministe occidentali. Il femminismo, dice Ismail, ha perso questa battaglia, la stiamo portando avanti noi, donne afghane, tunisine, marocchine che cercano di emanciparsi soffrendo molto, così il giornale. Vediamo anche Libero.
Libero apre con un articolo di Azzurra Barbuto: riscaldamento del pianeta, ma se fa freddo, il brivido della realtà, neve in montagna, a Milano minima a 5%, stamattina un bellissimo freschino, il termometro smentisce i gretini nostrani. E con la scusa della sete nel mondo il Movimento 5 Stelle vuole alzare le tasse sull'acqua, niente meno. Poi di spalla c'è il sovranista Tremonti: chi prima non si sente italiano non potrà mai essere europeo. È l'intervista di Costanza Cavalli a Giulio Tremonti, che volta a pagina 17, l'ex ministro dell'economia. Nel suo ultimo libro, Le tre profezie, appunti per il futuro, edito da Solferino, cita i classici per stroncare i contemporanei. È necessario sapere immaginare il futuro, e sull'Unione Europea, dice Tremonti, basta cessioni di potere, bisogna ispirarsi al modello confederale del Trattato di Roma. Il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri: posto per matti, no soldi, sì guai, e nessuno vuol più fare il sindaco. La notizia della settimana scorsa: in Lombardia sono aumentati i comuni nei quali il candidato sindaco è uno solo. Poi ancora dalla prima pagina di Libero, Renato Farina: a Napoli e ovunque, basta balle, la violenza è diminuita. A centropagina il pezzo di Sandro Iacometti sui grillini che odiavano Renzi, adesso lo imitano, dopo il taglio di province parlamentari chiedono anche quello del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, della cui presenza o assenza per la verità veramente nessuno si accorgerebbe. Quindi una delle poche cose giuste poteva essere l'abolizione del CNEL, di tanto altro per la verità, ma comunque. Chiudiamo dalla prima pagina di Libero con Melania Rizzoli, che spiega come mai vengono i capogiri, ne soffre una persona su due, scrive la dottoressa Rizzoli. I giramenti di testa improvvisi possono avere cause diverse: squilibri cardiovascolari o neurologici, problemi cervicali o all'orecchio. Certamente non vanno sottovalutati, è un disturbo da non confondere con le vertigini. Attenzione. E infine, sempre in tema di salute e affini, l'anoressia ora può essere pure sessuale, scrive Claudia Osmetti a fondo pagina. Sono quelli terrorizzati dai rapporti, gli anoressici del sesso, quando il letto fa paura. Dagli Stati Uniti all'Europa il fenomeno è in crescita, rifiutano i rapporti, hanno crisi di panico al solo pensiero. Dice lo psicoterapeuta, questa paura è sempre più diffusa, è colpa anche del solito web. Chiudiamo con l'intervista di Pietro Senaldi, direttore responsabile a Enrico Mentana. Ecco perché l'ordine attacca tanto il quotidiano Libero. L'intervista prosegue a pagina 11. Nel mio mondo l'ordine dei giornalisti non c'è, dice il direttore del TG di La 7, Enrico Mentana. Processano Libero prima di altri perché piuttosto che fermare chi è ingombrante si preferisce andare sui soliti sospetti. Il nemico sono le notizie false, non le idee. Il fascismo è morto, Movimento 5 Stelle e Lega hanno lasciato PD e Forza Italia senza munizioni. Su famiglia, opere pubbliche, sicurezza e tasse, gli azzurri non riescono a smarcarsi da Salvini. Come i Dem ormai inseguono i grillini su giustizia, temi etici, sostegno ai poveri. La democrazia è dialogo e mediazione, dice Mentana, non come oggi, dove sembra ridotta al fatto che chi vince governa, chi perde rosica. Però il fascismo è morto e non tornerà, e non è vero che Salvini è fascista, anche se ammicca a quell'elettorato. Dal Foglio di oggi vi segnalo l'inserto Il Foglio Internazionale curato da Giulio Meotti, con 3 articoli. Il primo del Wall Street Journal: vescovi silenti sui cristiani perseguitati, l'ex direttore del Wall Street Journal spara a zero contro le gerarchie cristiane. Dal Jerusalem Post: metterebbero il collare a un leader islamico? La vignetta antisemita del New York Times. L'edizione internazionale del New York Times ha fatto l'equivalente di dire: mo vi facciamo vedere noi di cosa siamo capaci. Ha pubblicato una vignetta che mostra il presidente Trump come un cieco, guidato da un cane con al collare la stella di Davide e al posto della testa la caricatura del volto del premier israeliano Netanyahu. Quando ho visto la vignetta non riuscivo a credere che fosse vera, scrive Seth Franzman sul Jerusalem Post. Molti miei colleghi non ci credevano. Mettereste il collare a un leader islamico? E infine, da Israel Hayom: cara Europa, togli la testa dalla sabbia. Ignorare l'Islam radicale non lo farà scomparire. Questo sul Foglio Internazionale curato da Giulio Meotti. Mentre il Sole 24 Ore apre con una notiziona. Non vi eravate accorti? Accorgetevi, la classe media è sempre più povera.
perso dal 2008 il 12% del reddito. È il calo decennale nella fascia da 26 a 55 mila euro. Il 43,8% degli italiani non arriva a 15.000 euro. I più ricchi sono il 5% dei contribuenti. Il numero di famiglie con un reddito medio è calato quasi ovunque negli ultimi 30 anni. In Spagna meno 9,4%, Germania meno 5,8%, Olanda meno 5%, Italia meno 3,9%. Ci sono le classi di reddito degli italiani, vedete qui il pallino, più si ingrossa, più naturalmente sono numerosi gli appartenenti a queste classi di reddito. Il valore medio del reddito complessivo in euro dichiarato nel 2018 per classe di reddito e la sua variazione rispetto al 2008. Da 0 a 10.000 euro il 16,6% degli italiani è diminuito, o meglio, il valore medio del reddito dichiarato per classe di reddito, da 0 a 10.000 euro il valore medio è 4.721 euro, variazione rispetto al 2008 meno 16,6%. Insomma, la sintesi è che la classe media è sempre più povera. Mediamente ha perso dal 2018 il 12% del reddito, nella fascia da 26 a 55 mila euro. L'altro titolo: Lega e PD in gara per gli indecisi, sondaggio sul voto europeo a 20 giorni dalle elezioni, ancora senza scelta 8,6 milioni di italiani. Tra gli incerti più donne, 66%, adulti 41% ed europeisti 55%. A 20 giorni dalle europee oltre 8 milioni 600 mila italiani non hanno ancora deciso per chi votare, il 17% del campione interpellato dal 24 ore alla data del 30 aprile. A rivelarlo è un'indagine di Noto Sondaggi, una fetta di elettorato in grado di condizionare i risultati di una tornata che il 68% degli interpellati considera un test politico nazionale. Al momento in cima alle loro preferenze c'è la Lega con il 27%, PD 23%, 5 Stelle con il 19%, anche se in recupero. La maggior quota di incerti tra le donne, mentre per fasce d'età prevalgono gli adulti col 41%, in aumento incerti al 55% gli europeisti. Il quotidiano Italia Oggi 7 si occupa con Marino Longoni, il suo condirettore, il suo direttore, come tutti i lunedì, di un tema preciso: aiuti alle piccole e medie imprese in do minore. Nonostante le buone intenzioni, la mancanza di fondi disponibili rende poco efficace la riforma delle agevolazioni alle imprese varata col decreto crescita. Diamo un'occhiata anche all'economia del Corriere della Sera. Il primo articolo è dedicato ai comuni che spendono male e investono poco, una analisi del debito degli enti locali, mentre la maggioranza litiga sullo spalmadebiti per Roma. Ma da segnalare sul Corriere di oggi, nel Corriere di oggi, anche l'inserto leonardesco, i ricercatori che si ispirano a Leonardo, le celebrazioni per i 500 anni dalla morte, un mondo di conoscenza, l'osservazione, la sperimentazione, l'arte, perché Leonardo resta l'emblema dell'uomo moderno. Con un'intervista a Carlo Rubbia, il fisico: il suo metodo è sempre valido, partire dalla comprensione della natura e innanzitutto rispettarla, dice il premio Nobel per la fisica, che riflette sull'attualità dell'esempio di Leonardo da Vinci, iniziatore dei programmi di ricerca da cui è scaturita la scienza moderna. Mentre lasciamo l'inserto del Corriere per andare a Repubblica, Affari e Finanza. La ritirata dei governatori è il titolo d'apertura sulle banche centrali. Fed, BCE, Bank of Japan assicuravano che il 2019 sarebbe stato l'anno dei rialzi dei tassi. Invece tutte e tre all'unisono hanno imposto un cambio di rotta, interessi fermi fino al 2020, e i mercati festeggiano. Poi c'è la flat tax, quota Albania, l'editoriale di Fabio Bogo: tanto più si avvicina la data delle europee, tanto più cresce la frenesia dei partiti di governo sul fronte delle tasse. Chiudiamo con l'inserto economico del quotidiano nazionale, Economia e Lavoro. In primo piano c'è una intervista, anzi un articolo, su Ornella Barra, 65 anni, co-chief operating officer di WBA. Per Forbes è al 13° posto tra le donne più influenti del mondo. Walgreens Boots Alliance è numero 1 al mondo nella distribuzione farmaceutica. Ornella Barra alla guida del colosso, che appunto è numero 1 in tutto il mondo nella distribuzione farmaceutica,
Gioca la scommessa dell'Italia, aprendo 4 farmacie di Boots a Milano, una sorta di test prima dell'invasione. La discesa in campo di VBA, Walgreens Boots Alliance, potrebbe rappresentare una rivoluzione nel mercato farmaceutico italiano. Con ciò abbiamo visto tutti i titoli e gli argomenti di prima pagina. Ripercorriamo il tutto partendo dal primo piano del Corriere della Sera. Oltre a Israele abbiamo naturalmente la politica interna. C'è quest'altra notizia che avevamo trascurato: un esponente del PD lombardo, che credo sia anche che è un professore dell'Università della Bicocca di Milano, se non sbaglio, ha candidato del PD alle prossime amministrative a Pavia, ha postato un bel Salvini a testa in giù come il duce in Piazzale Loreto, e il ministro leghista annuncia querela. Il candidato consigliere a Pavia, il professor Rizzo, evoca Piazzale Loreto. La Lega chiede di punirlo. Il PD adesso lo escluda dalla lista. Ottavio Giulio Rizzo, candidato PD al Consiglio Comunale di Pavia, al 26 maggio prossimo, mette Salvini a testa in giù in un post su Facebook. È bufera. Rizzo ha voluto richiamare Piazzale Loreto. Accanto a Salvini, nel post a testa in giù, compare anche Mussolini e il vice premier intende querelarlo. Rizzo ha voluto commentare così: il combo fotografico deve essere parso sconveniente e macabro ai fan del ministro Salvini. Ha commentato così il discorso tenuto da Salvini dal balcone di Forlì, dove durante il ventennio il duce parlò spesso, un fatto che ha scatenato polemiche a Forlì, con Lampi in prima fila, perché su Piazza Saffi a Forlì non si può scherzare, dice Lampi. Detto questo, a proposito di Salvini, c'è anche da segnalare un pezzo sulla Repubblica in cronaca fiorentina. Andremo al ballottaggio, dice Salvini, per il voto a Firenze, ma per lui arrivano solo in 350. Visita il Galluzzo con il candidato Bocci, attacchi a Nardella. Il vice premier contestato con striscioni antirazzisti. A Repubblica intervista anche il sindaco di Livorno Nogarin, candidato alle europee con i 5 Stelle. Salvini è il ministro dei selfie, grazie a lui nelle nostre città c'è più insicurezza. La leghista Ceccardi fa la splendida e invece farebbe bene a dimettersi, perché l'Europa impegna, non può far la sindaca. Procedono per slogan, ma poi le loro amministrazioni dimostrano un totale fallimento, dice il sindaco Nogarin. Salvini anche in Campania è in cerca di voti, scrive Repubblica. I camorristi si uccidono tra di loro. De Magistris vuol riempire l'Italia di immigrati. Comizi a San Giuseppe, Benevento, Salerno, Aversa e Pietrelcina. Detto questo, torniamo al Corriere della Sera, appunto, con Lega e 5 Stelle che passano agli insulti e pressing per far dimettere Siri. L'offesa del blog all'alleato. A Di Maio si dice fedele ai valori, costi quel che costi. Il livello di volgarità e violenza sul caso Siri tra 5 Stelle e Lega ieri ha toccato il fondo, scrive il Corriere della Sera. Il livello di insulti reciproci di Di Maio Salvini è destinato a essere superato in attesa del Consiglio dei Ministri di mercoledì, dove si consuma il destino di Siri, indagato per corruzione. I grillini ne chiedono la testa, la Lega ha giurato che non mollerà se prima non ci sarà un rinvio a giudizio. Sulla questione morale il Movimento 5 Stelle non fa passi indietro. Alla Lega chiediamo di non cambiare sempre discorso, di tirare fuori le palle e di farlo dimettere, ha scritto il blog delle stelle, mentre Di Maio ha parlato di un Salvini forte con i deboli che deve avere più coraggio. Salvini ha replicato: gli amici dei 5 Stelle pesino le parole, mi dicono tiri fuori le palle, a chi mi attacca dico tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo, è l'ultimo avviso. C'è un'intervista al presidente dei senatori dei 5 Stelle, Stefano Patuanelli. Matteo lo sappia, non staremo zitti, si arriva fino in fondo, deprecabile. Il comizio dal balcone di Forlì. Che effetto le fa Salvini sul balcone di Mussolini? Deprecabile. Quel balcone di Forlì riecheggia ancora nella memoria di tanti italiani. Io sono di Trieste e non andrei mai a pronunciare un discorso dal balcone di Piazza Unità, da cui Mussolini promulgò le leggi razziali. Ma la cosa che più mi preoccupa non sono le location. Mi preoccupa la volontà della Lega di seguire le destre nazionaliste europee, le posizioni retrograde verso la donna e nei confronti delle diversità. Detto questo, andiamo al retroscena di Marco Cremonesi, il giornalista del Corriere che si occupa da anni di Lega. L'ultimo avviso di Salvini ai 5 Stelle: tappatevi la bocca, non cambio idea, perché i PM non hanno ascoltato Armando Siri.
All'inizio della giornata Salvini rinnova i buoni propositi, non accettare provocazioni dai 5 Stelle, pungerli su concreti punti specifici. Il blog delle Stelle a mezzogiorno se ne esce invitando Salvini a tirar fuori le palle, chiedendo che faccia dimettere Siri. Tutto ciò non aiuta, ma lui risponde: pacato, sono abituato a non abbandonare gli uomini con cui si è fatto un pezzo di strada a livello locale o nazionale, dice il leader leghista, che si chiede come mai i magistrati ancora non abbiano trovato il tempo per ascoltare Siri. Ciò che più irrita Salvini sono le accuse di scarsa efficienza nel garantire la sicurezza su cui i 5 Stelle soffiano dopo la sparatoria di Napoli. Salvini si morde la lingua e prova a far parlare i dati del Viminale. Tra 2018 e 2019 i delitti in Italia sono calati del 15%, omicidi meno 12, tentati omicidi meno 16, violenze sessuali meno 32, eccetera. Rapine meno 20, furti meno 15. Il moltiplicarsi delle scritte con bombolette spray che inneggiano a prematura fine per Salvini per il leader leghista è il segno che almeno gli alleati dovrebbero abbassare i toni. Se pubblicamente dice di attendersi condanna e sdegno dei democratici, antirazzisti, antifascisti, Salvini coi suoi si indigna. Possibile che nessuno dei 5 Stelle si senta di dire mezza parola di solidarietà? Ma ancora per un po' si attiene al proponimento. Per i 5 Stelle solo punture mirate. Così il Corriere della Sera. Mentre sempre dal Corriere della Sera parla il Premier, ancora col retroscena. Il Premier avrebbe detto che, Conte, se si va alla conta dovrà essere il Carroccio a spiegarlo agli italiani. Tanti dimenticano di far parte dell'esecutivo. Poi c'è su Report la nuova storia del palazzo acquistato da Armando Siri. A 2 giorni dal Consiglio dei Ministri che dovrà decidere del suo destino, di Armando Siri, questa sera il programma Report, Rai 3, rivela l'esistenza di un'altra presunta grana, una segnalazione di operazione sospetta arrivata all'unità di informazione finanziaria, all'autorità antiriciclaggio della Banca d'Italia per la compravendita di una palazzina a Bresso, Milano, intestata a Giulia Siri, la figlia 24enne del senatore sottosegretario Armando Siri. La palazzina, 7 appartamenti, negozio, laboratorio, cantine, prezzo 585.000 euro, sarebbe stata acquistata e poi intestata alla figlia da Armando Siri il 31 gennaio scorso con un mutuo di Banca Agricola Commerciale di San Marino. A far scattare la segnalazione all'antiriciclaggio di Banca d'Italia il notaio Paolo De Martinis, sul cui conto sarebbero transitati i soldi di San Marino, 600.000 euro. Il notaio intervistato, pur appellandosi al segreto, non nasconde le sue perplessità. Non c'era un'ipoteca quando normalmente c'è, dice il notaio, ma il legale di Siri, Fabio Pinelli, taglia corto. L'operazione è stata corretta, la Banca di San Marino ha erogato regolare mutuo. Fa notare Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report. Dall'unica dichiarazione pubblicata sul sito del Senato, Siri risulta nel 2017 aver percepito reddito di 25.000 euro. Nel 2014 patteggiò la condanna per bancarotta per il crack della società Media Italia, indebitata per oltre 1 milione di euro, e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per 162.000 euro. Situazione non rosea. Sempre legate alla compravendita di Bresso, Report ha scovato altre 2 curiosità. L'agente immobiliare che ha gestito l'operazione, Policarpo Perini, nel 2013 fu candidato sindaco a Bresso col partito Italia Nuova, fondato da Siri. Suo figlio Marco Luca Perini, oggi capo segreteria di Siri, coordinatore della scuola di formazione politica della Lega, in quella stessa palazzina, ora rimessa in vendita, comprò anche egli un immobile, un solaio da trasformare in mansarda, conferma il padre. Non penso che sia un reato avere un mutuo su una banca. Tanti sospetti, zero irregolarità. È il commento di Matteo Salvini. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa.
D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. Radio Padania Libera. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Padania Libera. La radio con il bollino verde. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Il vortice depressionario responsabile delle piogge e del vento freddo di ieri che si trovava sul Golfo Ligure si sposta oggi verso l'Adriatico e il tempo migliora sul nord Italia per un paio di giorni grazie all'estensione dell'anticiclone delle Azzorre che arriverà fino alle Alpi. Tuttavia mercoledì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica accompagnata da correnti umide meridionali che riporteranno nuvole e pioggia. È la primavera, ma intanto vediamo le previsioni per oggi. Soleggiato con ancora passaggi nuvolosi al mattino sulla Lombardia orientale e sul Veneto, in graduale spostamento verso est. Asciutto, ancora ventilato da nord al mattino sulle prealpi e sulla pianura occidentale, ma il vento sarà via via più debole. Le temperature massime comprese tra 16 e 19 gradi. Domani martedì abbastanza soleggiato con velature di nubi alte. In serata via via nuvoloso a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, probabilmente ancora asciutto. Fresco all'alba, temperature massime comprese tra 18 e 20 gradi. Mercoledì una giornata grigia, come annunciavamo il passaggio di una perturbazione atlantica, quindi cielo molto nuvoloso coperto con piogge sparse. Neve sulle Alpi oltre i 1800 metri di quota. Per la tendenza di giovedì, al mattino ancora nuvoloso, 4 gocce oppure asciutto, nel pomeriggio schiarite e via via soleggiato. Venerdì probabilmente soleggiato e più caldo, le massime torneranno oltre i 20 gradi, forse qualche passaggio nuvoloso in serata, comunque asciutto. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Torniamo noi a questo punto al Corriere della Sera con la pagina politica. Dopo gli svariati retroscena arriviamo all'intervista al procuratore Pignatone, Giuseppe Pignatone, che mercoledì lascia il suo incarico dopo 7 anni e 2 mesi, e la magistratura dopo 45 anni
di carriera. La politica affida ai giudici i problemi etici che non risolve, dice il procuratore di Roma. L'Italia è un paese in cui non si rinuncia a usare le indagini per delegittimare gli avversari. La scelta garantista di avere 3 gradi di giudizio ha un costo inevitabile in termini di contrasto possibile tra le successive decisioni e la durata dei procedimenti. Il caso Regeni. Alcuni risultati li abbiamo ottenuti sventando depistaggi e calunnie. La Procura continua a cercare la verità e a sollecitare indagini. Quanto al discorso di Siri, dei sindaci sotto processo, delle inchieste Consip, del nuovo stadio e via dicendo, i casi citati sono molto eterogenei, non bastano per formulare conclusioni, se ne potrebbero prendere in considerazione molti altri, ma credo che alla fine tutto dipenda dalla singola persona e dalle sue scelte. La Procura di Roma, Porto delle Nebbie, tutte le solite cose. Niente di che. Mentre che succederà dopo il voto? Si domanda il Corriere della Sera. Le previsioni di politologi, economisti, sondaggisti, l'esecutivo appare saldo, ma attenzione allo scarto tra 5 Stelle e Lega alle urne. Sono i sondaggisti che dicono la loro su cosa succederà dopo il voto. Per esempio, Nando Pagnoncelli dice: il governo regge alle liti, gode di ampio consenso. La politologa Sofia Ventura: l'intesa può rischiare se il movimento va sotto i 5 Stelle. Carlo Cottarelli: non accadrà nulla, a ottobre le vere sfide, eccetera. Poi c'è un'indagine di Federico Fubini sui conti fuori controllo dei comuni. Oltre 500 sono a rischio paralisi. In Sicilia e Calabria quasi un terzo dei municipi è in crisi. L'aumento delle morosità, scrive il Corriere della Sera, mentre c'è l'intervista al senatore Luigi Zanda sulle indennità parlamentari, l'iniziativa per aumentare la trasparenza. Ritirerò la proposta di aumento delle retribuzioni di onorevoli senatori per salvaguardare il PD, ma ho dato mandato ai illegali di citare Di Maio. Dopodiché abbiamo il data room di Milena Gabanelli e di Maria Serena Natale sull'Unione Europea dei sovranisti, soldi senza obblighi, il titolo. I paesi del centro-est si sono risollevati coi fondi europei, ma non si sentono tenuti a rispettare i valori fondanti dell'Unione, anche perché è difficile sanzionare chi sgarra, scrive Gabanelli. Detto questo, lasciamo il primissimo piano del Corriere della Sera. Dalle pagine di cronaca siamo a Trieste. Noel Hitimana, 29 anni, ruandese, vince la gara delle polemiche. È giusto che tutti possano correre, dice il vincitore. È ruandese, ha perso 6 fratelli nel genocidio. Il divieto agli africani poi ritirato. Il 26 aprile gli organizzatori della Trieste Half Marathon hanno annunciato lo stop all'ingaggio di atleti africani per dire basta al loro sfruttamento da parte dei manager. Dopo le polemiche, gli organizzatori hanno rivisto la propria decisione. La gara corsa ieri è stata vinta dal ruandese Noel Hitimana. Fa notizia. Pagina 22 del Corriere della Sera fa notizia invece anche Rosa Pasini, fan di Vasco Rossi a 97 anni, 97 quasi 98, vedova, 2 figli e 5 nipoti, ospite della casa di riposo della Fondazione Bianchi di Toscolano Maderno nel Bresciano. In un video ha detto a Vasco Rossi che le piacerebbe incontrarlo. Il filmato è stato consegnato qualche settimana fa allo stesso rocker che era ospite a Villa Paradiso, la clinica del benessere di Gardone Riviere. Il cantante ha mandato alla nonnina una foto e un disco autografato, dedicandolo a tutti gli ospiti della casa di riposo. Il video di Rosa diventa virale su internet e il rocker le manda una dedica. Infine, da segnalare ancora sul Corriere della Sera il viaggio nella Calabria in cerca di riscatto, compiuto da Paolo Foschini, storie e personaggi del terzo settore che in Calabria è cresciuto del 5,6% in 2 anni, mentre è da segnalare che da giovedì è in edicola col Corriere della Sera il nuovo Corriere Salute, gratis insieme al Corriere. Pagine per aiutarci a pensare al nostro benessere, servizi dedicati all'attualità medica, alle prospettive della ricerca, alla psicologia, alle nuove tecnologie, ai diritti in campo sanitario, con le risposte degli esperti alle domande rivolte dai lettori. Il nuovo Corriere Salute del Corriere della Sera, giusto appunto. Mentre dalla pagina di cultura vi segnalo un pezzo dell'attore Flavio Bucci. Anch'io sono stato Ligabue, interpretò Ligabue in uno sceneggiato, molti se lo ricordano, tra i più anziani. Fu infelice, sì, ma un genio. Esce giovedì 9 per Chiare Lettere.
il romanzo del giornalista Carlo Vulpio dedicato al pittore irregolare, a Ligabue, giusto appunto. Il genio infelice è il titolo del libro di Carlo Vulpio, che esce giovedì 9 per Chiare Lettere. Il giorno stesso il libro viene presentato a Milano alla Feltrinelli di via Manzoni alle 18 e venerdì 10 al Salone di Torino. Lasciamo con questo il Corriere della Sera. È maggio ma si gela. E poi c'è l'intervista interessante alla dottoressa Franca Mangianti, presidente dell'associazione Bernacca Unimet, responsabile dell'osservatorio di Roma Collegio Romano del Meteo. Serve il piumone invece che il costume a maggio, dice la dottoressa Mangianti. Uno smacco per Greta? Quello mi sembra un caso un po' montato ad arte, un po' pilotato per mettere carne al fuoco, esagerando un po'. Cosa sta succedendo? Questa ondata di freddo era annunciata, c'era aria artica che scendendo dal nord interessava la nostra penisola, soprattutto al nord e nord-est, con temporali a Milano, neve in Veneto. Pensi che nelle vicinanze di Venezia la neve è caduta anche a 300 metri, in pianura acqua mista a neve. In Trentino, a 1.300-1.400, c'è stato uno strato considerevole di neve. Io sono ancora in vacanza in Sardegna, in attesa che il maestrale si calmi. Il mare è grosso. Diciamo che siamo al di sotto della media stagionale, con temperature 8-10 gradi sotto rispetto alla prima decade di maggio. Ma non è un evento unico, perché andando indietro negli anni ci sono state situazioni simili, con la neve anche a maggio. Molti non capiscono che non si può parlare di cambiamento del clima da un anno all'altro. Ci vuole una serie storica di almeno 30 anni. La differenza col passato è che oggi col catastrofismo si fanno i soldi, scrive Il Tempo, intervistando appunto la dottoressa Franca Mangianti, mentre c'è da segnalare un servizio sulle autonomie, chi ci guadagna. Inizialmente l'incontro tra il Premier e la ministra Stefani per trovare un accordo sulle autonomie regionali, scrive Il Tempo, sarebbe dovuto avvenire al massimo entro mercoledì, ma un'intesa tra 5 Stelle e Lega è appesa a un filo anche a causa del caso Siri. I 5 Stelle non vogliono che vengano penalizzate le regioni del sud e si realizzi una specie di secessione dei ricchi. La Lega non vuol perdere altro tempo e chiede di dare seguito a quanto chiesto dai cittadini con il referendum in Veneto e Lombardia. In definitiva, la diatriba si riduce a questione di soldi, scrive Il Tempo, sbagliando, perché le intese non parlano di soldi assolutamente, e verte sul concetto dei fabbisogni standard. Dietro queste due parole si combatte la battaglia politica. Le intese Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna prevedono che siano conferite alle regioni più autonomie su determinate materie, come previsto dalla Costituzione. Centrale il capitolo delle risorse. Sarà una commissione paritetica Stato-Regioni a definire le modalità per l'attribuzione di risorse finanziarie, umane e strumentali per le maggiori competenze. Innanzitutto è prevista la compartecipazione o riserva di aliquota di gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale per gestire le materie trasferite. Le regioni otterranno queste risorse in base alla spesa storica già sostenuta dallo Stato nelle regioni. Questo varrà per il primo anno, dopodiché i fabbisogni standard dovranno essere approvati entro un anno dall'approvazione dell'intesa e progressivamente entro 5 anni dovranno diventare, in superamento della spesa storica, il termine di riferimento. In pratica, temono i 5 Stelle, questo articolo produrrà un divario di risorse fra nord e sud del paese. Oggi in Lombardia lo Stato spende 459 euro pro capite per l'istruzione, il costo medio nazionale di 537, con il costo storico la Lombardia potrà trattenere 459 euro di gettito. Se verrà utilizzato il costo standard invece ne otterrà 537, cioè 78 euro pro capite in più rispetto ad oggi. Così Il Tempo la mette, ma non è che proprio così sia. Comunque, diamo un'occhiata adesso anche alle cronache locali. Dal Corriere della Sera in cronaca milanese e lombarda, il focus sulle prossime elezioni comunali. Oltre 3 milioni al voto in Lombardia. La sinistra difende i suoi baluardi. Cremona, Bergamo e Pavia, i grandi centri chiamati alle urne. Nel milanese 68 nuove giunte, duello tra PD e centrodestra con l'incognita dei grillini. E poi ci sono le europee in pista con i big economisti, atleti e sociologi. Il grande test in Lombardia, 16 le liste ammesse, esame per le ricadute sulla giunta Sala. Ci sono le liste per le europee pubblicate appunto dal Corriere della Sera, mentre sulla scheda grigia si potranno esprimere 3 preferenze per le europee, ma non tutte dello stesso sesso. E poi c'è un'intervista a Maria Angela Danzi, messinese, laurea in scienze politiche, segretaria
comunale, funzionaria in numerose amministrazioni del nord, candidata con i 5 Stelle, catapultata da Di Maio. Saremo la sorpresa, giù il ticket della TM, dice la candidata, l'inchiesta che mi coinvolge non mi preoccupa, è solo un atto dovuto. Con me il mondo delle professioni, c'è aria di rilancio sul movimento, è doveroso creare in Lombardia un nuovo polo tecnologico per riconvertire le aree dismesse. Messaggi, telefonate, offerte di disponibilità dalla società civile, intorno a noi ci sono curiosità e un fermento. Per gli attivisti del Movimento 5 Stelle la sorpresa è lei, un nome sconosciuto a guidare la lista imposta direttamente da Di Maio per le elezioni europee. Maria Angela Danzi, originaria della provincia di Messina, figlia di un muratore, laurea in scienze politiche, funzionaria, segretaria comunale in tante amministrazioni del nord. Sempre dal Corriere della Sera in cronaca milanese, invece, una rinascita chiamata Rob de Mat. Siamo a Dergano, non lontano da qua, da dove trasmettiamo, il bar-ristorante Spazio per Eventi a Dergano, che dà lavoro a persone disagiate e in difficoltà. Siamo un'associazione di promozione sociale, offriamo la possibilità di imparare un mestiere. Il Rob de Mat ha 2 ampie sale, un giardino di 600 metri quadri e ospita anche mostre e spettacoli. Per alcuni lì il tirocinio si è trasformato in un impiego. Nel personale c'è anche una donna vittima di tratta. Siamo appunto dalle parti di Maciachini, Viale Jenner, Via Butti. Mentre sempre dal Corriere della Sera, no, lasciamo il Corriere della Sera in cronaca lombarda per dare un'occhiata al Giorno, invece, sempre in Lombardia. Quelle vittime da non dimenticare, cittadini non illustri uccisi tanti anni fa dal terrorismo nero e rosso, cerca di ricordarli il Giorno. Ci sono morti che tutti conoscono, sono nomi importanti che hanno fatto la storia del paese, a partire da Aldo Moro, la data della cui uccisione è stata scelta dal Parlamento come quella in cui da lì in avanti tutti gli anni si sarebbero ricordate le vittime degli atti di terrorismo. Anche Milano commemorerà giovedì i suoi Guido Galli e Emilio Alessandrini, magistrati, e il giornalista Walter Tobagi, solo per nominarne alcuni di quelli ai quali tolsero la vita assassini neri o rossi negli interminabili anni di piombo a cavallo degli anni '80, in cui non c'era giorno in cui non si contassero agguati o sparatorie. Il Giorno ha recuperato stamani storie quasi dimenticate di altri cittadini, vite spezzate in quell'epoca, la cui memoria è legata da allora solo a un cippo o a una lapide in un giardino. Personaggi che hanno fatto a loro modo, pagando un prezzo altissimo, se non la storia finita nei libri, almeno la cronaca riservata ai cittadini comuni, che di solito restano nelle pagine ingiallite dei nostri quotidiani. Sono le storie appunto di tante persone sconosciute. Eleno Viscardi, agente della Digos, 25 anni compiuti, morto ammazzato nel novembre del 1981. Notò 2 individui sospetti, da lì l'omicidio. In Viale Zara fu ammazzato Erminio Carloni, guardia giurata, freddata dal mitra dei NAR, novembre 82. E ancora, Lino Ghedini, in servizio per la polizia stradale di pattuglia a Settimo, quando fu freddato, Ghedini scese dalla moto, lo centrò il latitante rosso, Cascina Olona. E poi ancora, in Viale Monza, Livio Ceresoli, medico, 46 anni, entrò nel cinema di Viale Monza al Civico 101 per prestare i primi soccorsi ai feriti. Nel rogo finì morto anche lui. A Crescenzago, Francesco Di Cataldo, vice comandante delle guardie di San Vittore, la rivolta dei detenuti contro chi infangò Di Cataldo il lavoro a San Vittore, mentre ancora la storia del brigadiere dei carabinieri Ezio Lucarelli, ammazzato durante la perquisizione di un garage sospetto nel quartiere Feltri, in via Ofanto a Milano. Le storie da non dimenticare, quelle del quotidiano Il Giorno. Brescia Oggi invece apre la sua prima pagina con il maltempo sul Garda, una foto impressionante, la tempesta perfetta, vento, neve, pioggia e distruzione, raffiche a 130 km all'ora, barche affondate, alberi sradicati, crolli, danni incalcolabili, con i servizi nelle pagine interne, la furia della tempesta che ha squarciato il lago di Garda, raffiche fino a 130 km e temperatura in picchiata per un ritorno di inverno. Ad Desenzano vento e onde devastano il lungolago e le piazze centrali, scoperchiato il palazzetto di Lonato, oggi chiuse le scuole elementari. Da Gardone a Gargnano è un bombardamento anche nell'Alto Garda.
Anche sulle sponde settentrionali del Benaco, alberi caduti e litorali devastati. Strage di ulivi a Toscolano, lungo lago KO a Maderno, livelli fino al massimo storico, sopra quota 140, aumentato il deflusso fino a 150 metri cubi al secondo. Nel Bresciano, sempre da Brescia oggi, la prefettura chiederà lo stato di calamità, il prefetto Visconti oggi incontrerà i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo, tecnici della Coldiretti, al lavoro per la conta dei danni alle colture e alle serre scoperchiate. Interi filari di vigneti sono stati stesi a terra e i fiocchi hanno imbiancato la Val Palot. Paesaggio suggestivo, senza particolari criticità per la circolazione, uno scenario fuori stagione. Abbondanti precipitazioni su tutte le montagne, sopra gli 800 metri, brusco calo della temperatura, breve burrasca nevosa a Edolo. Anche a Como, provincia di Como, vento, alberi pericolanti, mancano i controlli in città, questo per la precisione, piante e rami sulle auto, l'agronomo Vavassori lancia l'allarme, replica dell'assessore Galli, in queste condizioni non ci sono difese. Angelo Vavassori, agronomo, e lui ha affidato il parco di Villa Olmo, ha parlato di mancanza di controlli sugli alberi pericolanti a Como. Tetti scoperchiati, vola anche una barca, nessun ferito ma tanta paura, raffiche a 100 all'ora, gran lavoro dei vigili del fuoco. In Veneto stesso copione e Zaia avvia l'istruttoria per lo stato di emergenza. Neve copiosa sotto gli 800 metri, a Giazza registrati 35 centimetri, oggi il tempo migliora ma da mercoledì arriva un altro peggioramento. Mentre su Torino c'è la questione della casa editrice neofascista, quella che edita anche il libro su Salvini di Chiara Giannini. 3 consiglieri comunali dei 5 Stelle vogliono l'esclusione dal Salone del Libro della casa Altaforte perché Torino è città della resistenza, dice questa pattuglia di 5 Stelle. Il coordinatore della Kermesse Viale dice non c'è una questione di soldi, dietro il via libera alla loro partecipazione. Mentre da Torino, per La Stampa, lasciato senza cure nella sala d'attesa, doppia inchiesta su una morte a Moncaglieri. Le indagini di ASL e Procura, sequestrati i documenti, oggi al Santa Croce l'ispezione dei carabinieri del NAS. Sulla Stampa di domenica i primi incredibili dettagli sulla fine di Beppe, pensionato morto al Santa Croce di Moncaglieri, dopo essere rimasto per ore chiuso in bagno a causa di un malore, poi lasciato su una sedia a rotelle senza cure. Di lui adesso si sa tutto e la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per chiarire gli aspetti di questa assurda tragedia, scrive La Stampa. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno, invece, tutt'altra vicenda, l'esercito fantasma degli scomparsi. In Puglia oltre 4.000 le persone svanite e mai ritrovate. In Basilicata, conto fermo a 288, la maggior parte degli allontanamenti dei maggiorenni sono volontari, nel 74% dei casi vengono ritrovati. Mentre sempre dalle cronache locali andiamo ancora alla Repubblica. Su Genova però, Cassa Risparmio Genova Carige, ore decisive per il futuro, pronto il sì del pool di banche. Il fondo si riunisce per approvare il piano di salvataggio con aumento di capitale. Il colosso statunitense BlackRock affina la sua offerta che va presentata entro il 17 di maggio. L'assemblea dei soci dovrà essere necessariamente convocata prima dell'estate. Lo schema aveva accettato di sottoscrivere il bond nella certezza che l'assemblea dei soci avrebbe dato il via libera all'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Sempre da Repubblica andiamo invece a Milano. Qui c'è una novità per quanto riguarda l'ex Trotto, di fianco allo stadio di San Siro. Un'altra area da recuperare, progetto della Heinz, un grande parco aperto, negozi, ristoranti, un hotel, palazzine molto basse, niente grattacieli, diffuse, come nella zona sono tipiche, con 1 migliaio di appartamenti in affitto. L'obiettivo è di aprire i cantieri tra 1 anno e mezzo con 400 milioni di investimento. Un'altra zona di Milano dunque che è soggetta a rapide trasformazioni urbanistiche e immobiliari. L'assessore all'urbanistica del comune, Maran, dice è l'occasione per avviare la Milano dei prossimi 10 anni. Mi piacerebbe che venisse abbattuto il muro che divide quell'area da San Siro Calcio per dare più libertà alla zona. Torniamo invece al sud con il quotidiano La Sicilia, che apre con un'intervista al presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Nicola Morra, dei 5 Stelle. Caso Montante, l'ex presidente della Confindustria Sicilia implicato di mafia. Come la trattativa traditori di Stato. Scoprirò chi non volle costituirsi parte civile al processo, sarà sentito
anche il ministro Salvini avvierò una relazione su uno dei processi più importanti d'Italia, dei quali peraltro si parla relativamente poco, a dire la verità. Intanto si parla poco anche di un'altra questione che non è locale, anche se è l'Eco di Bergamo a dare rilievo al fatto: il silenzioso genocidio dei cristiani. La denuncia quello denuncia un rapporto commissionato dal ministro britannico degli esteri, una persona su 3 nel mondo vittima di persecuzioni a sfondo confessionale, i seguaci di Gesù i più colpiti, le aree più a rischio. In Medio Oriente i cristiani sono stati letteralmente spazzati via dal 20 al 5%. Gli attacchi sono in aumento sia per diffusione geografica che per intensità, scrive il quotidiano bergamasco. Mentre andiamo al Messaggero del lunedì, il Messaggero del Friuli Venezia Giulia, una terra di anziani, Messaggero Veneto, una terra di anziani, solo la Liguria è più vecchia di noi. Gli ultra 65 anni rappresentano un quarto della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Senza giovani, a rischio il welfare e il sistema previdenziale. 1.215.000 abitanti, 316.000 anziani considerati tali ai fini statistici, cioè sopra i 65 anni, il 26% della popolazione. Chiudiamo con la Calabria, la sanità calabrese, il decreto sanità, tanti dubbi sulla nomina dei direttori delle ASP. Il parlamentare del gruppo 5 Stelle Misiti suggerisce l'indicazione di manager provenienti da altre regioni, ospedali in ginocchio in tutta la Calabria per mancanza di medici e infermieri. La scelta del governo farà sentire i primi attesi effetti solo a partire dai prossimi mesi. Intervenire celermente negli ospedali della Calabria, storica carenza di personale. Il decreto Grillo che blocca le assunzioni penalizza ulteriormente i nosocomi, scrive la Gazzetta del Sud. La sanità malata, afflitta da disservizi, clientele, sperperi, ingerenze della politica, non dell''ndrangheta per carità, in Calabria gli ospedali sprofondano nonostante l'impegno di medici e infermieri. Lasciamo con questo le cronache locali, torniamo al primo piano di Repubblica. Da Repubblica vi segnalo un articolo dedicato alla questione della polizia. Pochi mezzi, troppi annunci, cresce il malumore degli agenti. Lo denuncia il SIULP, il solito sindacato vicino alla CGIL. Peraltramente non possono essere i militari a piantonare le piazze. Dice l'altro sindacato, il SILP, un ministro con la divisa, ma niente di concreto. Si interpella a Repubblica anche il già citato Nicola Morra, senatore 5 Stelle, presidente della commissione antimafia. Il Viminale combatta le mafie italiane. A Napoli lo Stato non c'è, dice Morra, che ha scoperto quella che si direbbe l'acqua calda. Togliamo ai camorristi i figli minori, come fanno a Reggio Calabria con l''ndrangheta. Bisogna rieducare, ma anche inasprire le pene minime. La presenza del ministro degli interni dopo il ferimento della bambina mi sembrava doverosa, ma forse ci sono sensibilità diverse, dice il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, 5 Stelle. Sui soldi da San Marino si sofferma anche Repubblica, i soldi di Siri naturalmente per comprare la palazzina di Bresso, dice lui tutto regolare, querelo se del caso. E poi ancora abbiamo queste 2 pagine dove ci pone questo amletico dramma tra il giudice che la pensa come l'imputato e l'imputato che la pensa come il giudice. Siamo a Riace, il caso è quello di Mimmo Lucano, l'ex sindaco, dove l'Italia processa se stessa. Davvero non sopporto che quell'uomo creda con tanta tenacia alla mia colpevolezza, dice l'ex sindaco di Riace, che pensi che io mi sia appropriato dei soldi dell'accoglienza, che lo abbia fatto per me stesso. Perché non posso parlare con lui come parlo con voi? Mi capirebbe subito. Vorrei che tutti gli imputati potrebbero chiedere la stessa cosa. Mi capirebbe subito. Vorrei scrivergli, lasciargli una lettera e poi sparire per sempre. Vorrei pesare su di lui come lui pesa su di me. Mi hanno messo sotto processo, dice l'ottimo sindaco, perché una cooperativa di immigrati portava via la spazzatura sugli asinelli, ma dicono che non era iscritta all'albo. La Cassazione ha spiegato che non ce n'era bisogno, ma loro insistono. Di sicuro Riace era pulita, tutti i migranti lavoravano. Ora sono stati cacciati via e anche io non ci posso tornare. Era la mia patria. Il 2 ottobre scorso Lucano finisce ai domiciliari, accusato di irregolarità nella gestione dell'accoglienza migranti.
Il 16 ottobre il Tribunale del riesame revoca i domiciliari, dispone il divieto di dimora a Riace e inizia l'esilio di Mimmo Lucano. Il 28 febbraio la Suprema Corte annulla il divieto di dimora e certifica la regolarità degli appalti. L'11 aprile Lucano viene rinviato a giudizio per tutte le accuse formulate dalla Procura. Il processo comincerà l'11 di giugno, il processo a Lucano. Mentre il magistrato dice la sua idea di accoglienza è anche la mia, ma vado avanti. Il magistrato di sinistra che ha fatto arrestare Lucano. È un giudizio che, come quelli a Don Milani, Pasolini e Tortora, dividerà il paese, scrive Repubblica, che poi si occupa di un berlusconiano per l'autorità per le comunicazioni. Forza Italia pressa Salvini, scrive Repubblica, e il centrodestra lavora per Vincenzo Zeno Zenkovic, docente di diritto privato comparato a Roma 3, presidente dell'autorità per le comunicazioni. I 5 Stelle designerebbero il nuovo garante della privacy. Così scrive Repubblica. Qui Parlamento. E come tutti i lunedì io do il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dall'agenda parlamentare e poi dalla politica, che ha tante diverse cose da approfondire. Per quanto riguarda la settimana parlamentare, quali sono gli argomenti principali, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari, quali sono gli altri appuntamenti in aula? Sicuramente la settimana sarà caratterizzata da questo provvedimento principalmente, cioè dalla riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Ci sarà poi connessa la modifica della legge elettorale per adattarla al nuovo numero di parlamentari che dovrebbe essere ridotto con l'approvazione della legge costituzionale, e poi abbiamo la proposta di legge sulla semplificazione fiscale, però verosimilmente tutta la settimana sarà occupata della riforma costituzionale, perché è un provvedimento ovviamente molto importante e su cui ci sarà molto dibattito, quindi credo che tutta la settimana la passeremo su quel provvedimento lì. Ecco, peraltro allora la settimana sarà caratterizzata anche dalle altre questioni politiche di cui abbiamo appena letto in rassegna stampa. Ti chiedo subito del caso Siri. Oggi i giornali riportano alcune anticipazioni della trasmissione di Report di stasera. Siri ha detto tutto a posto anche per l'ultima vicenda, una casa comprata con un mutuo, e querelo se del caso, ha detto Siri. Comunque, al di là di queste questioni, querele, non querele, mutui e via dicendo, il caso politicamente parlando, secondo te come si affronta, come si deve affrontare? Visto che i 5 Stelle dicono tirate fuori le palle, leghisti. Ma a dire il vero, la questione del mutuo, questa è uscita ieri sera, quindi questa è una storia nuova, che non è, diciamo, la storia sulla base della quale si è aperto questo caso Siri, cioè si è aperta questo braccio di ferro in seno all'esecutivo. Ma io ho già avuto modo di esprimere la mia opinione. Io penso che l'atto di Conte sia un atto molto grave. Il fatto che il Premier unilateralmente decida che Siri deve dimettersi e diversamente annunci che lo caccerà dall'esecutivo sulla base di un avviso di garanzia, e in una fase delle indagini in cui non sono noti gli elementi a carico di Siri, per questo voglio ricordarlo. Siri ha ricevuto un avviso di garanzia perché si prorogano le indagini di altri 6 mesi, quindi l'avviso di garanzia che arriva ovviamente per legge, è un diritto dell'indagato ricevere questa comunicazione. Non è stato ancora nemmeno sentito dai magistrati, e in questa fase lo stesso Siri e i suoi avvocati non sanno qual è l'impianto accusatorio, cioè non sanno perché Siri è indagato, perché non si ha accesso al fascicolo fin tanto che non vengono chiuse le indagini. Ora che sulla base del titolo di qualche giornale che racconta per indiscrezioni della procura, per aver avuto l'accesso ai documenti non si sa bene come, che ci sarebbe un'intercettazione in cui si fa il suo nome, che presuppone il fatto che avrebbe preso dei denari per presentare un emendamento, c'è poi un altro giornale che invece dice che l'intercettazione non c'è. Lui ovviamente ha sempre negato ogni tipo di responsabilità. Insomma, diciamo che è un precedente molto pericoloso, perché Siri potrebbe essere assolutamente parte lesa di questa vicenda. Mettiamo anche caso che questa intercettazione ci sia e che queste 2 persone abbiano parlato di lui a vanvera, nel senso che ne abbiano parlato senza una fondatezza. Basta così poco per mandare via uno dal governo? Capite che questo è un precedente molto pericoloso. E poi anche la dichiarazione che ha fatto Conte, quando ha detto non lo mando via per la vicenda giudiziaria, ma lo mando via perché la proposta, l'emendamento
è un emendamento che è fatto ad persona. Insomma, io non conosco l'emendamento, però è una frase che non va nell'interesse generale, dice lui. Esatto, non va nell'interesse generale, fatto ad persona per questo imprenditore. Ma insomma, io ripeto, non conosco l'emendamento perché è stato presentato al Senato, non ho seguito la vicenda, però il fatto dal Premier di un partito alleato a noi dove è una dichiarazione molto forte. Quindi bene sta facendo secondo me Salvini a tenere il punto, a non mollare un uomo della Lega. È nella coscienza di sì rivalutare se è il caso che si rimetta o no. Lui ritiene di non aver fatto nulla e ad oggi non c'è motivo per non credergli, visto che tutte le accuse che gli vengono fatte sono fatte su supposizioni che escono dai giornali. Senta, a mio avviso il 5 Stelle sta sbagliando. Ecco Riccardo, il tuo omologo al Senato, Stefano Patuanelli dei 5 Stelle, presidente appunto dei senatori del Movimento 5 Stelle, oggi sul Corriere della Sera dice: Salvini non ha capito che sulle dimissioni di Siri noi andiamo fino in fondo, è indagato per corruzione, non può restare sospeso in queste condizioni. Speriamo che Siri si dimetta prima del Consiglio dei Ministri, perché noi voteremo compattamente per le dimissioni in Consiglio dei Ministri. Speravamo che Salvini avrebbe convinto Siri a lasciare, mi sembra invece che il buonsenso non ci sia. C'è un errore politico di Siri, dice ancora Patuanelli. Siri poteva non sapere cosa ci fosse dietro al mondo dell'imprenditore suo amico Arata. Il problema è che a prescindere dall'inchiesta non si è mosso per gli interessi del paese, ma per l'interesse di un'impresa. Il passo indietro è il minimo, non capiamo la resistenza del sottosegretario e la determinazione con cui Salvini lo protegge. Quanto al fatto che serva almeno un rinvio a giudizio, come ha detto Salvini, o lui è certo che Siri è trasparente, non ci sarà mai un rinvio a giudizio, o qualcosa non torna. È un senatore, non lo scarichiamo in mezzo a una strada, deve farsi da parte finché non avrà chiarito. Ti convince o no sto ragionamento? Ma assolutamente no, ma loro stanno facendo campagna elettorale su questa vicenda. 5 Stelle in crisi di consenso, si è presentata questa opportunità dal loro punto di vista, visto e considerato che sul giustizialismo loro hanno costruito il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce al grido tutti in galera, tutti ladri, no? Quindi onestà. E quindi non gli sembra nemmeno vero che oggi c'è il principale competitor, che siamo noi, che gli sta davanti nei sondaggi, arriva questa inchiesta giudiziaria sul nostro uomo e loro stanno montando la panna in qualche modo per solleticare la loro base elettorale, far vedere che sono tornati alle origini, eccetera. Mi viene da ridere perché l'accusa che si fa a Siri è quella di aver presentato un emendamento che non è generale. Guardate, gli emendamenti e le proposte di legge riguardano sempre interessi specifici. Qual è l'interesse generale? Quello lo decide la politica. Allora, questo emendamento mi pare di capire che riguardasse l'energia eolica. Non sono loro i 5 Stelle quelli dell'eolico, dell'energia pulita, ma vi faccio un altro esempio. I 5 Stelle hanno voluto inserire l'ecotassa nella legge finanziaria e l'ecotassa ha avuto come conseguenza quella di bloccare 5 miliardi di euro di investimenti di FCA a Torino. Allora cosa devo fare? Devo pensare che chi ha proposto l'ecotassa l'ha fatto per danneggiare la Fiat, l'ha fatto per danneggiare il Piemonte, l'ha fatto per favorire i produttori di motori elettrici, quindi i concorrenti della Fiat? Io penso di no, penso che l'abbiano fatto perché nella loro testa l'ecotassa, l'ambiente pulito, insomma, voglio vederci dietro una motivazione nobile, ma diversamente se volessi vederci la malafede potrei dire che l'hanno fatto per danneggiare una grande azienda che opera sul nostro territorio. È tutto molto relativo, cioè se si entra in questa ottica per cui dietro ogni provvedimento, ogni legge c'è un qualche interesse, allora non usciamo più, perché dietro a qualsiasi proposta uno a voler vedere il male può pensare che c'è un interesse non trasparente. La questione di Siri è banalmente un'altra. La questione di Siri è che loro vogliono cavalcare l'articolo del giustizialismo per tornare alle origini, non capendo che così facendo stanno creando un precedente molto grave e tra l'altro si contraddicono, perché Siri è indagato per corruzione, non sono ancora chiuse le indagini, loro hanno la Raggi è andata a processo per abuso d'ufficio, per una serie di altri reati, c'è la sindaca di Torino che andrà sotto processo per omicidio, quindi evidentemente le inchieste sono diverse sulla base che è il soggetto che viene sottoposto, perché si contraddicono nei fatti. Loro hanno dei sindaci che vanno a processo per reati gravi e li difendono, e mentre Siri, perché è della Lega, per un avviso di garanzia,
dovrebbe dimettere. Fammi fare una battuta, Riccardo. Allora, loro così recuperano un po' di voti. La Lega è data in pompa magna nei sondaggi, dopo le europee il governo nel complesso sarà più forte. Punto. Questa può essere una lettura positiva, cioè se pensiamo che questo sia un teatrino, potrebbe essere, io però onestamente non credo. Guarda, io penso che il teatrino si possa fare sui temi. Allora, ci può stare in campagna elettorale darsene di santa ragione, ad esempio penso sul tema della liberalizzazione della droga, sull'autonomia, dove insomma ne portava avanti una posizione, ora ne portano un'altra, però io sono convinto che quando la campagna elettorale si fa sulle persone si lograno i rapporti, quindi che sia molto pericoloso questo. Sì. Allora, due cose ti dico, perché sennò abuso del tuo tempo, non so quanto ne hai ancora, Riccardo. Allora, la prima cosa riguarda invece una questione di sostanza, sulla quale peraltro nel quotidiano della tua città di Torino, La Stampa, oggi c'è un'intervista a Edoardo Rixi, il viceministro leghista alle infrastrutture, il quale dice: ok, Siri, va bene, ne abbiamo già parlato anche stamani con te, metodo sbagliato, eccetera, però richiama Rixi a un punto, quello delle autonomie regionali. È su questo che per noi senza autonomia il governo cadrà, al di là delle schermaglie sul caso Siri. Ecco, sulla questione delle autonomie ci sarebbe dovuto essere un incontro con il ministro Stefani, ministro leghista appunto agli affari regionali, e il premier Conte entro mercoledì. Non si sa se l'incontro sia confermato o meno. Ma qual è il punto della situazione, proprio in estrema sintesi? Allora, i 5 Stelle su cosa si mettono di traverso? Perché oggi ci sono vari articoli, alcuni dicono ma questi si oppongono al fatto che si stabilisca il principio dei fabbisogni standard, perché significherebbe per loro trasferire risorse alle regioni del nord. Allora, la questione è la prospettiva, perché tra l'altro non è immediata, di rivedere anche l'aspetto dei soldi e dei finanziamenti e del quattrino, o c'è altro? Allora, la questione del quattrino, per quanto riguarda le competenze legislative che chiedono le regioni, è stata risolta subito, nel senso che in attesa della definizione dei fabbisogni standard, nell'accordo ci si dà 3 anni per definirli, si userà la spesa storica. Quindi nei primi 3 anni dell'autonomia i trasferimenti alle regioni che chiedono le nuove competenze saranno pari a quelli che ci sono ora, in base alle materie che vengono affrontate, e dopo 3 anni devono partire i costi standard. Diversamente si utilizzerà il criterio della spesa pro capite, che oggettivamente per le regioni del nord sarebbe molto conveniente, quindi avrebbero convenienza invece a definirli i costi standard, perché diversamente con la spesa pro capite le regioni del nord avrebbero ancora più un vantaggio. Il vero tema su cui si sta litigando, più che i quattrini, sono le competenze legislative, nel senso che è vero che la Costituzione dice quali sono le materie concorrenti, cioè dove decide lo Stato e la Regione va nel dettaglio, che possono passare interamente alla competenza regionale, ma è chiaro che all'interno della voce generica della materia legislativa poi nel concreto ci sono tanti aspetti che ogni ministero è geloso di conservare. Questo è il punto, cioè noi abbiamo i ministeri dei 5 Stelle che dicono sì, è vero che la Costituzione dice questa attività legislativa può andare alle regioni, ma nel dettaglio quali aspetti restano di competenza del Ministero e quali vanno alle regioni? Il braccio di ferro vero è su questo, cioè sul fatto che ad esempio il Ministro della Sanità, piuttosto che il Ministro della Giustizia, piuttosto che il Ministro delle Infrastrutture, di fatto non vogliono cedere competenze legislative e quindi risorse alle regioni. È lì il braccio di ferro vero in questo momento. Detto ciò, io condivido l'analisi di Edoardo Rixi. Anch'io credo che sia quello dell'autonomia un tema su cui potrebbe esserci una crisi di governo, perché l'autonomia è uno dei pilastri del contratto e va bene la campagna elettorale, ma su quello il 5 Stelle non può arretrare, perché l'accordo è che l'autonomia si porti avanti. Quindi quello sicuramente, se dovessero continuare con questo atteggiamento, è uno dei temi su cui potrebbero esserci problemi. Ecco, lascio perdere il retroscena sempre sulla Stampa di Torino, per cui Giancarlo Giorgetti avrebbe detto che lo scontro sull'alta velocità era una buona occasione per rompere e il rischio è quello di tirare a campare. Se vogliamo la crisi dobbiamo trovare un motivo sull'economia. Messa così suona un po' stramba, perché i retroscena servono per dire cose buttate là e poi poter smentire. Comunque vabbè, non ti chiedo un commento, ti chiedo un commento invece a proposito dell'apertura della Stampa di oggi, con un'intervista al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il quale dice che l'Italia ha il debito pubblico enorme, ci vuole più rigore, bisogna evitare che l'Italia contagi l'Europa, metta a rischio l'Europa, e sanzioni per chi lascia passare i migranti, con riferimento sempre all'Italia, forse di qualche tempo fa, diciamo così. Esatto. Comunque, come la vedi tu questo richiamo del cancelliere Kurz all'ortodossia? L'Italia mette a rischio l'Unione Europea, non dovete diventare un'altra Grecia.
ma la vedo sempre razzotica, che tra 3 settimane si vota, e quindi è chiaro che ognuno deve valorizzare le proprie peculiarità e le proprie differenziazioni. Tutti i paesi del nord Europa, della Mitteleuropa, del nord Europa, il tema della tenuta dei conti pubblici è un tema assolutamente sentito. È chiaro che l'Italia con il suo debito pubblico è spesso additata, questo lo sappiamo, non deve uscire Kurz, sono già usciti Moscovici, Macron, la Merkel, ogni 3x2 quando c'è un problema i leader europei se ne escono dicendo ma voi state zitti che avete il debito pubblico monster. La verità è che il nostro paese ha un debito pubblico molto alto, ma anche un patrimonio privato molto più alto di quello degli altri paesi, ha un debito soprattutto che è per la stragrande maggioranza nelle mani italiane, e quindi è un debito con se stessi, diciamo, non è un paese indebitato con finanziarie estere o con investitori esteri, se non per una minima parte. Quindi il nostro debito è assolutamente sostenibile. Noi abbiamo un modello di paese che è diverso da quello dei paesi nord europei, da quello dei paesi della Mitteleuropa, e semplicemente abbiamo fatto tra l'altro una legge finanziaria che fa meno deficit rispetto ad esempio alla Francia o altri, quindi stiamo andando nella direzione di spendere meno. Detto ciò, non è quella la ricetta per rilanciare l'economia. In un momento di recessione serve un intervento pubblico, servono investimenti pubblici per rilanciare i consumi, rilanciare l'economia. Questo non è che lo diciamo noi, si cita sempre la Spagna come paese che sta crescendo così tanto, cresce al 2,5%, vero, ricordiamoci che qualche anno fa la Spagna aveva un rapporto deficit-PIL del 7-8%, quindi facevano molto debito, hanno fatto molto debito in investimenti per poter avere oggi una ripresa economica. Quindi le ricette dell'austerità, il loro fallimento l'hanno dimostrato proprio in Grecia, che la Grecia che cita Kurz. Le ricette dell'austerity hanno portato la Grecia oggi a essere sempre più povera, non avere più un'infrastruttura strategica in mano pubblica, non avere più i diritti sociali, non avere più le pensioni, non avere più la sanità. Ecco, direi che probabilmente quelle ricette sono sbagliate, hanno dimostrato di essere sbagliate. L'Italia non è la Grecia, ma è proprio il modello economico dell'Europa che va cambiato, e questo è uno dei terreni di scontro per le elezioni europee, dove la Lega porta avanti la sua proposta e altri ne portano avanti altre. Bene, allora io ti ringrazio, grazie a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, capogruppo della Lega alla Camera. Grazie Riccardo, buon lavoro, buona settimana. Grazie a te, grazie mille. saluto a tutti. Noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Eravamo arrivati ci vuole la sigletta, il Qui Parlamento, che finisce qua. Qui Parlamento. Dicevamo, proseguiamo con la rassegna stampa e andiamo dalla Repubblica appunto alla Stampa di Torino, che apre con questa lunga intervista al cancelliere austriaco Kurz. Maggior rigore sul debito, così eviteremo che l'Italia metta a rischio l'Europa. Più sanzioni nell'Unione Europea contro chi sfora le regole sul debito, fa andare i migranti da uno Stato all'altro. Bisogna evitare che una politica irresponsabile del debito trasformi l'Italia in un'altra Grecia. Il voto è la grande occasione per mandare in soffitta il Trattato di Lisbona e aggiornare le regole. Si può essere giovani, 32 anni, e ragionare come i vecchi. Chi parte illegalmente deve essere salvato, fermato o rimandato alle frontiere esterne. La democrazia liberale e lo Stato di diritto sono pietre miliari del nostro sistema di valori. La replica al premier ungherese Orban: abbiamo bisogno di una forza centrista, non del caos di destra o di sinistra che vuole distruggere l'Unione Europea. Così la Stampa con il cancelliere austriaco Kurz. Poi c'è la questione del compenso di Fazio, che ha detto il presidente della RAI Marcello Foa: è troppo alto, no al canone alla 7, non è servizio pubblico, dare più attenzione alle radici cattoliche e alla protesta dei cittadini. Quel servizio su Predapio e Mussolini, c'è stato troppo spazio, una sproporzione. Il presidente della RAI Marcello Foa dice: ho stima e rispetto per la 7, ha un taglio particolare, da qui a definirla servizio pubblico ce ne corre. La 7 fa informazione, ma non può essere assimilabile al servizio pubblico e non potrebbe mai condividere il canone con la RAI. La polemica è un tormentone, in certi periodi c'è sempre questa sorta di rivendicazione da parte della rete di Urbano Cairo. La qualcosa interessa relativamente, mentre sulla Stampa di Torino c'è
dichiarazione, un'intervista anzi ad Antonio De Santis, super assessore al personale anagrafe della Giunta Raggi a Roma. Abbiamo assunto 5 generali in comune per ricostruire un Campidoglio in macerie. Non vogliamo emulare Videla o Pinochet, è un'opportunità offerta dalla difesa. 5 generali. La ministra Trenta ha pubblicato la lista dei militari disponibili per gli enti locali. Non c'è il rischio di sovrapposizioni tra un generale e il capo dei vigili. 5 generali per ricostruire un comune di Roma in macerie. La cosa è abbastanza interessante. Mentre sempre dalla Stampa di Torino, France Telecom, siamo alla pagina degli esteri e i licenziamenti, maxi processo per i suicidi a catena. Tra il 2008 e il 2009 19 lavoratori si sono tolti la vita per un piano di tagli di 22.000 posti di lavoro. Didier Lombard, ex presidente di France Telecom, ha detto: metteremo migliaia di addetti fuori dalla porta o dalla finestra. Da noi questa moda del suicidio deve finire. I pubblici ministeri parlano di sistema pensato e istituzionalizzato per realizzare il piano di questo signore, che dice appunto che la moda dei suicidi deve finire. Mentre sempre dalla Stampa c'è un'altra notizia: addio a Sergio Isaac Minerbi, pioniere delle relazioni fra Stato ebraico e Santa Sede, morto a 89 anni, l'ex ambasciatore di Israele presso la Comunità Europea e studioso della Shoah. Nato a Roma, sfuggì ai nazisti rifugiandosi in un istituto cattolico. Fu critico severo di Papa Pio XII. Si è spento a Gerusalemme il battistrada, l'uomo che ha dedicato la sua vita a sviluppare i rapporti tra il Vaticano e gli ebrei, Sergio Isaac Minerbi. E con questo lasciamo anche la Stampa di Torino, oltre all'inchiesta sui santoni, i guru cattolici e compagnia bella, e torniamo invece al primo piano del quotidiano La Verità. La Verità apre con un articolo a pagina 2 di Matteo Ghisalberti sui radicali islamici nell'azienda francese dei trasporti toscani, la RATP, tra i dipendenti della società francese a cui è stato assegnato l'appalto in Toscana, ultra del velo, fanatici religiosi e un terrorista del Bataclan. Il gruppo francese RATP, che attraverso la sua controllata Autolinee Toscane gestirà il trasporto della regione toscana, è di nuovo al centro della cronaca in Francia per radicalizzazione islamica di alcuni dei suoi dipendenti. Un articolo del quotidiano Le Parisien ha raccolto la testimonianza del poeta algerino Kamel Ben Sheikh, che denunciava il comportamento tenuto nei confronti di sua figlia 29enne dall'autista di un autobus a Parigi. Il guidatore della linea 60 si sarebbe rifiutato di far salire sull'autobus la giovane, figlia del poeta, a causa della gonna da lei indossata. Dopo essere passato oltre la fermata dove si trovavano la ragazza e una sua amica, l'autista ha frenato poco più in là. Alle ragazze accorse per non perdere l'autobus, l'uomo avrebbe detto: basta che ti vesti bene, guardando le gambe della giovane. La vicenda ha suscitato polemiche. La RATP ha confermato all'agenzia France Press di aver avviato un'inchiesta per far luce sull'accaduto, rivelando di aver interrogato l'autista sabato sera. Questi non avrebbe riconosciuto i fatti come presentati dalla stampa. Ha riconosciuto però un errore di servizio per non aver aperto la porta dell'autobus alle 2 donne a tarda ora. La società dei trasporti ha confermato anche di aver aperto una procedura disciplinare partendo dai primi elementi raccolti. Sempre sabato la compagnia parigina di trasporto pubblico aveva lanciato un appello su Twitter per cercare testimoni dei fatti denunciati dal poeta algerino, il quale non sembra aver sporto peraltro denuncia, scrive il quotidiano La Verità, dal quale vi risegnalo l'inchiesta sugli avvoltoi del fallimento, l'inchiesta d'apertura di Alessandro Rico. Ogni giorno saltano 31 aziende e c'è il business di chi le affossa. La recessione ha cancellato 125.000 imprese italiane, ma per alcuni avvocati, esperti di fisco, curatori e banche le chiusure sono un giro d'affari tra ricche parcelle e aste giudiziarie, e anche l'ultima riforma può peggiorare le cose, scrive il quotidiano La Verità, con l'articolo poi di Fabio Amendolara sullo scambio di favori per pilotare le sentenze fra magistrati e professionisti vari. Weekend a Capri, oltre a Gaeta e Sperlonga per l'intera famiglia, scrive Amendolara. I weekend li pagavano professionisti che poi diventavano consulenti del tribunale nelle procedure di fallimento, e addirittura sono saltati fuori incarichi professionali alla compagna
Enrico Caria, giudice fallimentare a Napoli, presidente della fallimentare di Napoli Nord, è finito ai domiciliari. Ma la cronaca italiana è piena di casi come questo, di corruzione appunto nel settore dei fallimenti, dei tribunali fallimentari. C'è anche da segnalare una lunga intervista sulla Verità di Federico Novella a Massimiliano Fedriga, presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia. L'unico modo che il governo ha di restare in piedi è concentrarsi sul programma e sulle cose da fare, dice Fedriga. Quella del caso Siri è una questione tra il premier e Armando Siri. Pensiamo a fare le cose bene, cerchiamo di farle bene. La tenuta del governo dipende da altro, dice ancora Fedriga. Si gioca sulle cose che si fanno o non si fanno. Se si procede col programma il governo tiene, se si apre la stagione dei no TAV, no sicurezza, no contrasto all'immigrazione, no educazione civica, allora diventa un problema serio. Non vorrei che qualcuno volesse fare la parte del Gianfranco Fini della situazione, criticare e fare nulla. Alla fine Siri resiste o no, bisogna chiederlo a lui e a Conte. Non sono in grado di fare le previsioni, non faccio parte del Consiglio dei Ministri. Sempre poi sul quotidiano La Verità c'è da segnalare un altro articolo sui comuni spopolati per mafia o per attentati. I sindaci che non si eleggono mai, sono 99 i casi di sindaci che non si eleggono mai. Dalla Lombardia alle Marche in alcuni piccoli centri mancano sia gli abitanti sia i candidati. In altre località, specie al sud, con le giunte sciolte per infiltrazioni criminali, la fascia tricolore è appesa al chiodo non da poco, ma da anni. Invece tra Como e Bergamo ci sono comuni così poco popolati che non riescono a eleggere il sindaco. Plesio, Collere, Oneta, Valleve, per esempio, non andranno al voto il prossimo 26 maggio perché nessuno si è candidato per la carica di primo cittadino. Stessa cosa in provincia di Alessandria, di Asti e di Novara. Mentre quest'anno si è risolto il caso di Sorico, il comune da 1267 abitanti, Sorico, Como, dove una mano ignota aveva intimidito con attentati i rari candidati alla carica di sindaco. Se al nord stanno quasi sempre al numero degli abitanti e la disaffezione verso le urne, alla base della mancata elezione del sindaco, nel sud la questione si fa più complessa. Ci sono comuni come San Luca di Aspromonte che da più di 5 anni non riescono a eleggere il sindaco. Commissariati per mafia non hanno più trovato nessuno col coraggio di candidarsi. Sono 9 i comuni italiani che pur senza sindaco non chiameranno i cittadini alle urne per mancanza di candidati. Così racconta Alessia Pedrielli sul quotidiano La Verità. E sempre dalla Verità: diamo milioni al Consiglio d'Europa per i convegni sui Rom omosessuali, un carrozzone a Strasburgo. L'Italia partecipa al finanziamento del COE, un organismo extra Unione Europea da cui dipende la Corte dei diritti dell'uomo, ma che si occupa di gay pride, stila liste nere di partiti razzisti e stipendia 2.000 dipendenti. Solo far funzionare la Corte Europea dei diritti dell'uomo costa 70 milioni, altri 13 stanziati in Romania e Bulgaria per iniziative dedicate ai popoli nomadi. Nonostante il budget da $500 milioni, i conti sono in rosso perché la Russia non paga più la quota. I dirigenti vogliono cancellare così le sanzioni a Mosca. Un bilancio da $500 milioni, 2.000 dipendenti, sede a Strasburgo, una marea di progetti, sconosciuta una grave crisi diplomatica con la Russia. Tutto questo è il Consiglio d'Europa, da non confondere con il Consiglio europeo, che è l'organismo che riunisce i capi di governo dei Paesi membri e definisce gli indirizzi politici dell'Unione Europea, e nemmeno col Consiglio dell'Unione Europea, il quale in una delle sue 10 formazioni detiene il potere legislativo. Il logo, una lettera E bianca stampata sulla bandiera europea, può trarre in inganno, ma in realtà il Consiglio d'Europa, COE, non è nemmeno un'istituzione ufficiale dell'Unione Europea, è un'organizzazione internazionale che dovrebbe occuparsi di diritti umani e democrazia. Ha pubblicato un report additando come razzisti alcuni partiti europei, compresi la Lega e un suo esponente, Paolo Grimoldi. Così il quotidiano La Verità, che poi ci presenta anche un'altra intervista, ma ne parliamo anche più tardi, magari la accenniamo dopo nel corso di Sulla Notizia, tra poco.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla Strada della Libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Non mollate, siamo inondati da prodotti cinesi, da olio tunisino, da vino adulterato da chissà quale ditta europea. Torniamo ad amare la nostra terra, compriamo prodotti promossi da Alberto Acerbis. Ciao! Buongiorno a tutti voi, Oggi sono arrivate finalmente, dopo tanta richiesta, dopo tanto cercare, come i funghi porcini, le abbiamo trovate, sono arrivate, possiamo fare la promozione limitata, non sono tante. È arrivata la bistecchiera, bella bistecchiera, importante, adesso vi dico tutto, fermi. E allora, alle prime 30 telefonate, perché voglio accontentare più gente possibile, allo 030 68 40 408, ordinando 3 bottiglie di fresco di frantoio, olio che va bene, che conoscete, sia crudo che in cottura, e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello che noi si propone generalmente in questo periodo, perché è un olio da usare a crudo, primavera, estate, piatti freddi, una cosa, è il nostro, diciamo, top. 3 bottiglie di uno più 3 bottiglie dall'altro, 68 euro, trasporto non lo pagate, è già un regalo, L'olio è buonissimo, lo sapete, ma c'è un'altra cosa, attenti, e non è uno scherzo, con l'aggiunta di 5 euro
quindi un pacchetto di caramelle discretamente buono. 5 euro vi diamo una bistecchiera stratosferica antiaderente, quella che poi si usa d'estate a fare i barbecue, cioè una bistecchiera col manico che si piega, stupenda, con 5 euro. Il numero 030 68 40 408, 68 euro 6 bottiglie di olio Acerbis, 3 di fresco e 3 del primo novello etichetta nera, il sublime, più 5 euro se volete una bistecchiera favolosa. Pronti? Via le telefonate 030 68 40 408. Ciao, alla prossima. Va ora in onda Sulla Notizia. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei solo dire una cosa, ma perché non vi rassegnate? Perché io mi ricordo bene, 15 anni fa, quando ci fu la costruzione delle moschee, avete fatto il tutto, oggi sono centinaia in Italia, anche